Amrocarm. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro, sono sicuro. Allora, ero indeciso se fare la live post partita anche quell'altra, perché proprio a livello di numeri mi sono reso conto che la community preferisce andare live dalle 11 in poi e restano più di 800, 900, 1000 restano in live, quindi adesso siamo pochi, siamo sempre parecchi, ma siamo di meno. E possiamo dire le nostre considerazioni, che posso leggere probabilmente più commenti, e ce n'è uno, già visto. C'è della live in questo supporto. Esatto. Ed è così, senza dubbio, caro RC, che ringrazio da morire. Tutto bello, però non si può smettere di giocare così con il Lecce e il Monza. Ho finito gli ansiolitici. Sì, e che ti devo dire, hai assolutamente ragione, non mi aspettavo un secondo tempo così di affanno, un affanno importante contro un Lecce che onestamente, io C'è da della uomo live del in questo Sud supporto. va bene lo stesso! Io da uomo del Sud veramente vorrei che si salvassero. Poi non lo so perché ho letto di un'accoglienza non proprio simpatica. Poi ci sono una serie di cose, anche loro ce l'hanno con Conte, ex allenatore del Bari, però leccese, insomma una serie di circostanze che hanno portato ad un clima infuocatissimo. E poi la partita si è sviluppata come adesso racconteremo, ovviamente. Però questo non giustifica il fatto che noi ci siamo un pochino impauriti, e credo, la sensazione, l'ho scritto su Twix, che i ragazzi si stanno cagando sotto più di noi tifosi. Noi tifosi ovviamente abbiamo l'ansia, siamo lì, ce la faremo, non ce la faremo. Credo che i ragazzi la stiano soffrendo sta cosa più di noi. New Ko-fi subscription New from Keith. Coffee subscription, c'è Alberto, che adesso vado a recuperare. Il messaggio che avevo letto prima e che volevo recuperare, che mi trovo con Misocat. Io stasera sono risulta triste, e anche io, e avrei voluto, ma l'hai detto tu, ma avrei voluto aprire così, perché oggi, cioè, ragazzi, non è solo oggi, siamo alle battute finali, e alle battute finali ovviamente il risultato conta più della prestazione. Tu la prestazione la devi accogliere quando inizi una stagione, quando stai capendo come possiamo giocare, le prospettive, i margini di miglioramento, tutta una serie di cose che a noi ovviamente interessano. Ad oggi è chiaro che mi prendo una vittoria con un autogol, mi prendo anche un rigore inesistente. A proposito di rigore inesistente, perché poi se andiamo a scavare, il Napoli poteva stare benissimo già 2-0 e fare un secondo tempo un po' più tranquillo. Non è stato così, l'hanno mantenuta in bilico, ma sicuramente ne parleremo. Nel frattempo vado a ringraziare Alberto perché non è uscito buongiorno. C'è della live in questo supporto. Niente ansiolitici, meglio una raspirina! Grande Giorgio Vele! La raspirina! Maronna mia, raspaio, gol pesantissimi, senza alcun dubbio. E lì la malattia la fa anche McTominay, che si va proprio a spostare, a mettersi nella zona di Falcone, proprio dove lui poi non riesce a vedere, perché quella poi è la cosa. Perché si è bloccato qua?
io non ce la faccio. Ok, a posto. Allora, ringrazio Alberto che mi chiede, non vedo l'ora di vedere l'analisi, ho visto cose interessanti e voglio vedere se le hai viste anche tu. Caro Alberto, sì, e poi diventa interessante perché, ecco, ne accenno già una. Lobotka che scende tra i due centrali, lo sappiamo, e poi si crea una verticale con Raspadori che viene, tieni presente il centrocampo, Lobotka vertice basso, Raspadori vertice alto, con McTominay vicino comunque a Lukaku, con Anghissà. Questo io ti sto parlando del primo tempo, perché poi il secondo tempo molto altro. Oh, is that a gift for me? Oh, me la devo prendere come regalo, una piccola cotoletta volante. Perché è orario di mangiare e io ho detto no, devo andare agli amici bellini nella community. Quindi l'idea di Lobotka con Raspadori davanti si creavano degli sviluppi così. Purtroppo il primo tempo ne possiamo parlare, non possiamo parlare di molto altro nel secondo tempo se non della fase difensiva, e ci arriveremo. 170 like sono pochini, ma mi rendo anche conto che io devo rimanere così con la cotoletta volante sono pochini, ma mi rendo anche conto che ho postato la simulazione tardissimo, la live reaction tardissimo, quindi avete ragione, potete recuperare adesso perché siamo più o meno in 400. Vi recupero, dice C'è Valentina. della live in questo supporto. Scott a tratti esterno, secondo me fa molta più fatica. Lukaku e Spina molto scarichi, si infortuni anche e basta. 6 minuti di recupero, mamma mia. Forza Napoli, sempre. E sono d'accordo, Vale. Ma tutti, il secondo tempo, tutti quanti. Volete favorite? Una bella faccia comunque. Tutti abbastanza insufficienti. Per me migliore in campo Rachmani, ve lo anticipo, perché mi è sembrato sul pezzo, nonostante in appoggio qualche errore di passaggio, però era molto sul pezzo. E ringrazio anche Claudia, sto è vero, è come se l'avessimo giocata noi. Poi voi non avete idea del calore che sta facendo oggi a New York e non posso ancora. Fermi tutti, c'è follia. 881 mila like. 881 sarebbe McTominay Raspadori. Sì. Sì. È una cosa del genere, sì, una cotoletta alla veronese, va, diciamo così. Lasciamo tutti un cuore, comincia lei. Grazie Polly. E grazie Valeria. Il secondo tempo forse più brutto di sempre. Ad un certo punto non era calcio ma Hunger Game. Ma conta il risultato. Nota tecnica, il modulo 442 penalizza un po'. C'è della live in questo supporto. Sì, ne abbiamo discusso, ovviamente è chiaro che in quella zona si giostra anche Raspadori e quindi è normale che gli tolga un po' di spazio. Il McTominay lì deve risultare un po' più esterno, però e mi piace che arriva la domanda, così ne possiamo parlare. Non dovete immaginarlo perfetto, è sempre la situazione che non tengo i termini italiani. Cioè il modulo è molto abboccato sulla destra, cioè lo sviluppo avviene sempre sulla destra, già naturalmente, in questo caso ancora di più, nel senso che la sovrapposizioni che fanno di Lorenzo, Politano, Anghissà, per liberare un uomo che dovrebbe essere più libero come Neres. In questo caso, non essendoci Neres e non essendoci neanche Spinazzola, che è terzino in questa situazione, porta il lato debole a essere quasi vuoto e quindi si tende a riempire di più l'area con Raspadori, con McTominay, con lo stesso Anghissà che si può buttare dentro. Spinazzola resta un po' più indietro, quindi si sviluppa sul lato destro e si cerca di chiudere sul lato debole, che poi diventa non più il sinistro ma il centrale. Saranno belle le posizioni medie, ci divertiremo sicuramente. 250 like, già meglio. A Capodichino si aspetta l'inferno stasera, Mario. Li vanno a trovare. Giusto. È giusto che sia così.
Marco, al di là del risultato è un Napoli che non mi piace. Ma come ti fa piacere, amico mio? Noi le cerchiamo, le cose interessanti, gli spunti tattici, e ce ne sono, perché comunque sono soluzioni che Conte cerca e trova ad ogni partita, cose diverse, che sono belle analizzare, però è chiaro che il secondo tempo ci lascia una sensazione di mamma mia che paura, mamma mia che impotenza, nonostante non è che Meret abbia dovuto fare quali parate, c'è stata la traversa nel primo tempo, importante, e poi qualche altro pericolo, il tiro di Helgason deviato, Meret là ci mette la mano, ma insomma è una partita da XG molto bassi, penso, per entrambi. Anche quello di Raspadori alla fine non è un XG alto. Per Sfizio, fatemeli vedere. Qua porta a primo acchitto sul SofaScore 0-15 Lecce e 0-14 Napoli. Una brutta partita da 0-0, Il tacchino. Antonella, tutto ciò che posso dire è: Antonio, è pur vero che una napoletana si fa sic ma non muore, però neanche a fa così. C'è della Comunque live io in questo insisto, supporto. Su una cosa. In ciuccio We Trust. Ma tra un buona partita Olivera. Buona partita Olivera da centrale. E io ve l'ho detto ieri, insomma, il discorso per Rafa Marin, la squadra è un po' più offensiva, ma sulla carta è più offensiva, ma poi alla fine se chiedi a tutti di stare di... Ma non lo chiede, io sono convinto di questo, perché lo dovete guardare in panchina quando lui chiede di salire, di non abbassarci troppo. Conte ce l'ha detto. Se gli dobbiamo credere che è una cosa inconscia che i giocatori fanno, si abbassano quando il possesso di palla avversario sale e ti viene un pochino la paura di lasciare le ripartenze. Il Napoli non concede ripartenze e questa è una cosa che ci dovrebbe anche piacere, il che significa che ogni tanto rinunci anche a giocare, perché quando stai più accorto, secondo me siamo all'affanno, cioè perché alla fine della stagione e più di tante energie non le trovi. E quindi mi rendo conto che c'è un po' di insoddisfazione. Perché stanno tutti che sono tutti questi animali? Tutti animalucci. Forse non ho capito. Calma, Davide, calma. Ti devi calmare. Criticato. No, io non ti critico. Ma non... Valentino Siali celebra 33 mesi di membership, sento dire 10 cambi rispetto al Barcellona. Sì, anche Martinez in porta. Ma ciò non vuol dire niente, perché il Verona pure è scarso e comunque i 10 cambi comunque prevedono Zielinski, prevedono Carlos Augusto, prevedono Bissek e De Vrij, prevedono Darmian che ha giocato anche da titolare, che è chiaro, fa sensazione vedere un attacco con Arnautovic e Correa, ma Lautaro è infortunato, Thuram lo devono preservare, Çalhanoğlu è squalificato e lo sapete il perché, di conseguenza si deve fare di necessità virtù e ne parleremo sicuramente. Analisi tattiche di Valerio, schemi in non possesso, posizioni medie, screenshot unici e quant'altro, emissioni TV. Avete visto il 3? Lo diranno, è chiaro che lo diranno, ma io vi ho mandato, ecco, al gruppo Telegram e poi lo condividerò. Il vantaggio di stare nel gruppo Telegram è che lo sapete in diretta, il modo anche in cui faccio l'analisi e certi dati che ho. E si vedono proprio le posizioni medie in diretta del primo tempo, dove si vede proprio Di Lorenzo che fa il terzino, Politano che fa il terzino, Spinazzola che fa il terzino, Rachmani e Olivera che fanno i centrali, e poi è sfizioso vedere il 2-2-2, che fondamentalmente il Napoli si schierava con Lobotka, Anghissà, altri due davanti che sono un po' McTominay, Raspadori, eccetera eccetera, e poi Lukaku, Raspadori e McTominay, Politano comunque davanti lì, poi Politano fa l'esterno, è chiaro, però 3-5-2 non veramente no, non ha fatto il braccetto di Lorenzo, altrimenti non lo avremmo visto a centrocampo e le cose che ha fatto in attacco, ma questo va benissimo, che ce ne fu. Oramai non ha più importanza, chi guarda le partite sa, chi non le guarda ascolta chi deve ascoltare. Per tutti quelli che si lamentano, il giusto riconoscimento per tanti anni di bel gioco, coronati con questo Dazio come New trofeo. Ko-fi subscription from Enzo. Sta pure... Oggi contava solo vincere e basta. Sì, Luis, sono d'accordo con te.
ci tappiamo un po' il naso e va bene. Mi piace come filosofia, nel senso, per tanti anni abbiamo giocato bene raccogliendo poco e adesso magari raccogliamo quello che non abbiamo raccolto quando giocavamo bene. Ah, è sparito, io pensavo di doverlo togliere fisicamente, però posso mai rimanere... Ok, non posso rimanere così. E andiamo a capire chi ci è venuto ad aiutare, che è Enzo Carbone, con un pollicione, è semplicemente un pollicione di Enzo Zon che ci dà una mano, e io ringrazio sempre, ci divertiamo molto con la serenità che contraddistingue Enzo. Hashtag sereni, serenissimi, dovete essere sereni, non dovete urlare, ma perché urlate? Ma perché non vi date una calmata? Veramente non capisco. Giocago gioca sempre male contro i difensori fisici alla Baschirotto. L'unica partita dove fu predominante lo ricordo solo contro Pavlovic. È un Pavlovic che soffrì lo scontro faccia a faccia con Lukaku, se lo ricordiamo bene. Sì, però ci sono state pure 2 o 3 volte dove onestamente era fallo di Baschirotto e l'arbitro Massa ha lasciato continuare. Lì se se guadagni il fallo, hai fatto salire la squadra e il Napoli continua. È vero, ha sofferto, però non del tutto. Non è stata la partita migliore, sicuramente. Addirittura io ho sentito, e non lo so se è vero, non lo so se si riferiva a lui, ma DAZN ci darà labiali, perché gli audio escono quando loro fanno la Conte Cam, tutte le cose, loro trovano tutte, quando servono gli audio escono, e c'è una parte, un momento in cui Conte dice proprio non hai preso una palla oggi, e non lo so se si riferiva a Lukaku, ma insomma... Questo ancora una volta per dimostrare che sì, è il suo cocco, sarà il suo coccolo, ma quando poi si deve giocare Conte non guarda in faccia a nessuno, è anche il suo giocatore preferito con cui ha un rapporto incredibile, anche di fiducia, se lo deve cazziare, lo cazzea. Abbiamo sofferto per tanti errori nei passaggi, vero, è una cosa che dobbiamo... Lì c'è stata un po' di frenesia nel far uscire il pallone. Poi la differenza tra Gilmour e Lobotka l'avete notata, Lobotka gioca più di corto, passaggi brevi, vicino, e là mantieni il possesso palla e se c'è movimento senza palle lo fai velocemente, avanzi. Con Gilmour lui ha nelle sue corde anche il lancio lungo e qualche volta in più abbiamo provato queste sventagliate, anche per respirare e per uscire dalla zona, insomma, pericolosa della loro 3/4 nella nostra difesa. Però poi il lancio lungo lo devi accarezzare, lo devi mettere a terra e devi ripartire con tanti uomini, non sempre siamo stati in grado di farlo. Raspadori impattante con gol pesanti, che ne pensi? Un abbraccio dal Canada, grazie Leonardo, un abbraccio anche a te, se allungo fuori dalla finestra magari ci salutiamo. E sì, fa gol pesantissimi, è vero, gioca poco, e quando è chiamato in causa il suo contributo lo dà. Secondo me non è proprio uno specialista, non sarà Juninho Pernambucano per capirci sui calci piazzati, però io gli ho sempre riconosciuto la facilità di calcio, è proprio Jack facilità di calcio Raspadori, e ce l'ha, e magari non la mette sotto al set ma sa dove indirizzarla. Ricordiamo la punizione col Milan per esempio, e lì bello anche un po' di furbizia, un po', non uno schema, ma insomma un momento di calcio che si vede raramente, no? McTominay fa la finta, va a mettersi proprio nell'angolino dove Raspadori mirerà il palo del portiere, ti abbassi e quindi hai creato scompiglio e hai dato fastidio alla visuale del portiere. Quindi a me queste cose piacciono, perché questo fa parte è il gesto tecnico, è il momento calcistico che va al di là della tattica. Perché onestamente ragazzi sì, il campionato italiano è bello, tutto quello che volete voi, ma me ne rendo conto con gli americani che ogni tanto guardano, e con cui guardo ogni tanto qualche partita. La partita con Barcellona era divertente perché a un certo punto si alzavano i ritmi e oh my god, qualcosa succede, e nonostante una squadra si difendesse e l'altra attaccasse, si creavano le cose. Le partite del campionato italiano sono un po' più lente. Un po' il ritmo è più basso ed è molto tattico e devi cercare di stanare gli avversari, insomma, quindi ogni tanto c'è della il live in gesto questo tecnico supporto puro mi fa piacere. E ringrazio anche Daniele che insiste sul Raspadori
che dice Raspadori giocatore decisivo quando serve, e oggi sicuramente serviva proprio per permettere, diciamo così, a Conte di schierare gli 11 secondo lui migliori che abbiamo in questo momento nella rosa a disposizione. I vari Buongiorno, i vari infortunati partono con la squadra, li vediamo seguire la squadra, è giusto, ma in borghese, perché non sono disponibili, e bisogna fare il possibile per trovare qualche gol in queste ultime battute finali. E ne abbiamo parlato, qualche soluzione l'abbiamo trovata con McTominay, qualche volta con Anghissà, quindi queste due mezze ali che vanno a fare gli incursori che si buttano nell'area. Lukaku ne ha fatti 12, ne ha fatti fare almeno 10 più qualcun altro. Poi sono arrivati pochi gol dai difensori, poche cose dagli altri, e quindi ti torna utile un Raspadori che ha la facilità di calcio e che la porta in qualche modo la vede. Quindi molto molto bene. Mani, ok, Mani mi ricorda due cose, caro Francesco. Prima quella di Spinazzola, che non era Mani, e Sport Mediaset, tu mi hai fatto notare che subito hanno fatto un bel post a fine primo tempo, grandi proteste, forse, no, non c'era niente proprio, è stato controllato, non c'era niente, prende sul fianco, e quindi non c'era proprio niente da fare. Poi l'hanno cercato un'altra volta, forse un altro con Raspadori proprio, e anche lì solo spalla, quindi è inutile che fate. Del rigore su Raspadori non ne ho sentito proprio parlare. Siamo sempre alle solite. Niente calciomercato, dobbiamo pensare a giocare e vincere come un cavallo coi paraocchi. Sì, Raffaele, siamo arrivati al momento di non pensarci nemmeno più, senza recriminare nulla. Nelle mie simulazioni io lo butto dentro Okafor per uno sfizio mio personale, per cercare il gol di Okafor, che magari può essere un gol decisivo, così. Però Conte è stato abbastanza chiaro, e sta entrando un gong nel finalissimo, entra Simeone. Okafor è sparito proprio dai radar, insomma un acquisto che lasciato un po' a desiderare, onestamente, perché veramente l'hai sostituito con nessuno, e questo è. Guardatevi la panchina di oggi, senza fare nomi. È una squadra che onestamente, se non puoi pensare di ammazzare il campionato e di andare in pompa magna con questa squadra come hai fatto 2 anni fa, puoi pensare di dare fastidio, puoi pensare di mettere fieno in cascina, e lo hai fatto, e ti sei trovato nel momento in cui l'Inter ha staccato un attimo la spina e ha perso delle partite consecutive. Nel momento in cui l'hanno fatto, tu sei stato bravo ad approfittare, e adesso devi rimanere là, perché proprio è un dove non c'è un'altra strada. Uomini forti, destini forti, non c'è altra strada. Buonasera, mi sembra che ti ho visto a Palermo. Cara Benedetta, no, a Palermo in Sicilia ci sono stato troppi anni fa, veramente troppi anni fa, non credo che avessi il tuppo all'epoca, quindi sicuramente nemmeno la barba, quindi ero proprio un ragazzetto con la scuola, e quindi non credo che fossi io. Però benvenuta, sicuramente se tu credi di avermi visto a Palermo non sai chi sono e dove sono, quindi benvenuta sul canale. E gol, benissimo. O forse Mani, voi passavate così, quindi 1-0. Ragazzi, ma non c'era dubbio, noi ce la guardiamo perché così. Ma d'altra parte anche noi l'avevamo sbloccata subitissimo, e quindi di che vi lamentate? Perché vi state lamentando? Perché non vi calmate? Dobbiamo fare il nostro dovere. Aslani sul penalty, cioè il penalty lo tira Aslani, non l'ha tirato Zielinski. E il mio fantacalcio a cosa serve? Io ho messo Zielinski per fargli sbagliare il rigore, sia chiaro, sia chiarissimo. Però Aslani. La nostra partita, esatto, con 10 cambi su 11 rigori gli hanno messo la partita in discesa. Anche la nostra partita era partita in discesa, però per merito nostro. Politano lo spunto sulla destra, il tiro era stato anche deviato, la deviazione evidentemente non sposta, non cambia il fuorigioco, c'era proprio un tallone, diciamo, in fuorigioco di Lukaku. Là lo devi accettare, sfortuna, è questione di centimetri, come Mkhitaryan e come altre situazioni, lo devi accettare. Fa meno piacere dover aspettare più di 5 minuti per vedere queste cose, dovrebbe essere immediato,
Perché tutto questo tempo noi non facciamo cattivi pensieri assolutamente e andiamo avanti. Quindi sotto questo punto di vista noi l'abbiamo sbloccata anche subito, abbiamo continuato a schiacciare l'acceleratore per sbloccarla, perché lo sai che il Napoli parte forte, prova a sbloccarla subito, perché se poi si arriva 0-0 col controllo senza sbloccarla si va in ansia, ecco perché secondo me Conte chiede il massimo subito e poi dopo magari si prova a gestire o a difendersi, e questo è stato il leitmotiv molte più volte che no. Ci è andata bene e ce la teniamo così questa stagione. Ovviamente magari con una squadra un po' più profonda puoi pensare di fare anche altro, con un anno in più di esperienza. Adesso è questione proprio di sgonfiare il pallone una volta che hai vinto, cioè che sei passato in vantaggio e che hai segnato, provi a farne un altro. Ci abbiamo provato. Il tiro di Raspadori prima del rigore dove poteva essere gol, la strozza un po', ma tant'è. Non ho visto molto bene Olivera centrale, ma secondo me non male, non è stato molto... Io ho visto meglio Rachmani, questo sicuramente, però ha sporcato diversi palloni, le ha fatti partire con abbastanza pulizia, alla fine serviva, perché non si fida di Rafa Marin. Proprio non si fida. Ma va bene, voglio dire, in questo momento era per avere una squadra più offensiva. Semplicemente per avere una squadra più offensiva. Fammi vedere, vedi, 79 su 83 passaggi riusciti di Olivera, 95% di accuratezza, e questo te lo porti a casa. Perché vedi, un po' meno preciso è stato Rachmani. Vedete, quando io vi dico le cose, lo guardate distinto, lo guardate bene, 85% per Rachmani. Quindi questo è. Lobotka, per esempio, siamo al 98% di passaggi riusciti, 43 su 44. Disumano come al solito, però ovviamente lì anche il quasi infortunio subito, poi dopo è arrivato, non ce la faceva più, speriamo non sia niente di grave, perché comunque con Gilmour si sviluppa in maniera diversa. Forza Palermo, bene. Certo, noi siamo Forza Catania, quindi col Palermo così, ma io non ho niente contro il Palermo onestamente, quindi va bene così. Gol Inter, hanno fatto un altro o siamo sempre a quello là di prima che stiamo recuperando, perché la stanno proprio mettendo, si riposano pure, il che può essere, ma vediamo. No, stanno ancora, penso, 1-0. Ah, rigore? E allora stai un pochino indietro tu. Verona non pervenuto e non avevamo alcun dubbio. ma va bene, ragazzi, l'idea, magari la Fatal Verona ci poteva fare, una ulteriore Fatal Verona ci poteva far affrontare le prossime partite con un po' più di calma. No, dobbiamo fare il nostro dovere e legittimare questo sogno fino alla fine senza chiedere ulteriori aiuti. Noi un aiuto importante lo abbiamo avuto da questo qua. Questo è Orsolino. A differenza di Orsato, è stato Orsolino. Mettiti a fuoco Orsolino. Eccolo là. Orsolino. Io non lo trovavo. È stato Orsolino che ci ha dato una bella spinta, una bella mano. Poi tutte le altre cose così. Ma a differenza di Orsato, quest'anno Orsolino. Adesso dobbiamo fare il nostro dovere. Cioè sono partite alla portata, non ci dobbiamo sconocchiare, non ci dobbiamo mettere paura e andiamo. Benedetta, io però parlo italiano, abito a New York ma parlo italiano. Ho mai detto odio il Palermo? Non ho mai detto odio, anzi ho detto non ho niente contro il Palermo. Ho detto che siamo gemellati con il Catania, quindi si crea quella cosa, ma io non ho niente contro il Palermo. Io amo Napoli, è bellissimo, però ti prego ascoltami quando parlo italiano, perché abito a New York ma le live le faccio in italiano, quindi non mi mettere in bocca cose che non... Comunque, dopo, oggi, spero vivamente, nella retrocessione del Lecce, come sempre, cori io là non li ho sentiti i cori, però sappiamo come ci hanno accolti. Sperare nella retrocessione, io no, perché siamo sempre alle solite. Io voglio più squadre del Sud, diminuiscono sempre di più, e siamo sempre noi a dover fare queste trasferte da tutte le parti.
Quindi io le vorrei, però siete padroni del vostro destino, arrangiatevi, i punti non li avete potuti fare con noi, almeno questo. E per il resto, ragazzi, sì, lo sapete, nei piccoli centri poi, che non è Palermo, perché Palermo è un grande centro, ma nei piccoli centri cittadini del sud molto spesso si è tifosi dell'Inter o della cosa. Ho saputo che Giampaolo è tifoso dell'Inter, non lo sapevo. Chi di orso colpisce, di orso perisce, anche se è un'altra strisciata. Nei vocali le parole di Conte, grazie caro Fabio, siamo alla mezz'ora, quindi possiamo anche spostarci. Se ci spostiamo io posso anche andare a recuperarli. Allora, vediamo, maggio 3, che oggi è maggio 3, si parte da Vincenzo Di Guida. La capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Allora, stoppo perché Tipetti si urla, così, però vi fa piacere l'entusiasmo. Allora, skippo un attimo questi vocali per vedere se riusciamo a trovare le parole di Conte che poi ci permettono di parlare della partita un po' meglio. Allora, scorro, mamma mia quanti ne siete, che bellezza. Una postilla col sogno di vedere Asa, voi siete matti dalle gare, e questo qua penso sia Conte. 8 minuti, vabbè calmo. Perché un anno sabbatico forse fa bene un po' a tutti nella vita, no? Poi ancora di più se stai a 3 passi da uno scudetto. Sì, innanzitutto ciao Anna, un abbraccio a tutti e due, quindi guarda, vittoria importante, vittoria veramente importante a questo punto, non è la più importante, però una vittoria importante. Temevo tantissimo questa partita per tante situazioni, anche perché comunque non dimentichiamo che Lecce veniva da un pareggio acciuffato dall'Atalanta alla fine. Sì. C'era anche questa situazione, purtroppo questa che è capitata a una persona che io conoscevo benissimo, così come ne conoscevo papà suo, che è mancato da qualche anno. Era una situazione sinceramente un po' particolare. Sono molto vicino all'Unione Sportiva Lecce, ai calciatori del Lecce, ai tifosi leccesi, perché comunque vivere un dramma del genere non è semplice. Noi abbiamo fatto la nostra partita, chiaramente siamo venuti per cercare di vincere la partita, perché è un passo importante, dobbiamo farlo, dobbiamo continuare a mandare un segnale positivo, giusto, a tutto l'ambiente. E l'abbiamo fatto anche interpretando, secondo me, un primo tempo di ottima fattura. Poi è subentrata anche un pochettino, non dico di voglia di proteggere quello che è il gol, però l'importanza dei 3 punti magari ci hanno portato un attimo anche ad essere meno arrembanti, meno propositivi di quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Certo. Ci siete quasi? Cioè questa è vicina veramente allo scudetto? Guarda, è una tappa importante, non devo mentire, perché questa è una tappa importante. Temevo il Lecce in casa sua, lotta a salvezza, tante cose, quindi è... Ti fermo un attimo, Antonio, e secondo me questa cosa, perché se tu dici temevo, e lui è molto sincero, io penso che ormai l'abbiamo capito, che Conte quando parla non è che non ci va intorno, dice le cose che pensa con molta sincerità. Secondo me è stata caricata molto sta partita, ecco perché poi c'è la paura e la palla scotta e diventa pesante. Secondo me è stata caricata molto, e non vorrei che è stata caricata questa e poi le altre vengono considerate fatte, già fattibili. Questa ovviamente è stata individuata come una delle più difficili perché il Lecce ha bisogno di punti, però il Parma si starà salvando, il Cagliari si starà salvando, ma non sono fatte quelle là. Quindi evidentemente questa tensione il mister l'ha un po' comunicata, il che significa, ovviamente può significare avere la paura così, ma anche il non sottovalutare. Quindi c'è sempre la doppia cosa, stare allerta può significare un po' più di paura di scoprirmi, e anche il significato di non essere troppo allegrotti e di non subire poi il gol da Lecce, sarebbe stato assurdo. Siamo arrivati anche comunque gestendo un'emergenza, perché poi alla fine sta sembrando tutto normale, no? Oggi ha giocato Olivera da centrale, cioè la difesa centrale è la prima volta che lui l'ha fatto con me, doveva già farlo contro il Torino, poi il problema che ha avuto Raspadori ci ha fatto cambiare un pochettino alcune situazioni, ha giocato Buongiorno.
Vedi, questo l'avevamo già detto, che insomma lui l'aveva già previsto e già era uscito da Sky il far giocare Olivera già con il Torino, poi era successo il problema a Raspadori, poi ha giocato Buongiorno. Questa è una squadra che sta rispondendo in tutti gli effettivi. Quando Scuffet è stato chiamato a Bologna ha risposto sempre alla grande. È una rosa di ragazzi per bene che hanno voglia di fare veramente qualcosa di straordinario, quindi c'è grande unità di intenti. Però, come sa benissimo, puoi avere tutta l'unità di intenti, ma poi ci devono essere dei valori e bisogna comunque essere squadra nello spartito, nella fase offensiva, nella fase difensiva. E questa è una squadra che è cresciuta, secondo me, in maniera incredibile, ecco, rispetto all'esordio che noi abbiamo fatto contro il Modena, dove facevamo 0-0 al Maradona, perché magari qualcuno non se lo ricorda. Io me lo ricordo. No, pure io. Che siamo passati vincendo ai rigori contro il Modena. La prima campionato abbiamo perso 3-0. Ce lo ricordiamo, Antonio. Ce lo ricordiamo, non c'è bisogno. Forse fai bene a ricordarlo a chi in intervista magari vorrà sminuire così, ma noi ce lo ricordiamo bene come abbiamo cominciato il campionato. Dopo ne abbiamo fatti passi importanti. Tappa importante, però non è la più importante. Ho detto questo, ragazzi. Sì, mister, buonasera. Proprio di quello, no? Ho visto un po' il finale, sei andato via abbastanza arrabbiato. Poi ho visto anche l'attenzione. No, stressato, non arrabbiato. Okay, sai, queste sono partite, credimi, sono partite che alla fine ti sfiniscono perché sono stressato, non sono arrabbiato, importante. Sai e riconosci l'importanza. Sai che stando 1-0 può accadere di tutto. Certo. Pareggiare o vincere oggi ci cambiava la vita. Ecco perché io sono andato via, comunque sono entrato nello spogliatoio perché comunque volevo un attimo scaricare tutta l'adrenalina che c'avevo e niente, poi nello spogliatoio ho ringraziato i ragazzi. Ecco. Ricky, Buscagli. No, brevemente mi volevo appunto capire da lei come si è cavato Olivera da difensore centrale e come sta Lobotka. Io penso che Olivera abbia fatto un'ottima partita di difensore centrale. È un ragazzo che aveva già interpretato con questo ruolo nella nazionale dell'Uruguay. E pure questo lo sappiamo. Di fare questo ruolo, ha fatto l'ultima Coppa America quasi tutta da centrale, però anche in nazionale gioca in maniera diversa rispetto a noi. Vero. C'è un'organizzazione diversa. Lui ci abbiamo lavorato, questa è la seconda settimana che ci abbiamo lavorato, ha avuto delle risposte importanti. Sono partite, ecco, che ci vuole anche un po' di esperienza, no? in queste situazioni. Vedi il fatto di Rafa Marin, no? Sono partite che qua lui si sarebbe affidato per esempio volentieri a un Guangel. Lo so che non lo volete sentire, ma un giocatore per esempio come Guangel, se non fosse stato infortunato, lui se lo avrebbe tranquillamente messo nella mischia, perché lì hai bisogno di quelli che hanno un po' più di esperienza. Oltre al fatto che non ti fidi di Rafa Marin, è più una questione proprio di giovane età, è anche una filosofia, perché tu dici io mi fido, il ragazzo è giovane, ma è la Yamal, non fai, la Yamal ce n'è uno solo, gli altri giovani magari ti fidi un po' di meno. Anche Rafa Marin, che è un ragazzo che a Monza comunque ha fatto bene, l'ho fatto entrare anche contro il Torino, sì. Però adesso siamo a un punto del campionato dove come si bisogna anche vedere quella con la giusta esperienza, è sincero, e cercare di sopperire all'emergenza, perché poi alla fine nessuno ne parla, no? Noi non ne vogliamo parlare, però Neres è fuori, Buongiorno è fuori. Ma che sta succedendo? Perché urlano i bambini? Io non capisco perché i bambini debbano urlare. Parlate piano. Abbiamo 3 partite difficili, mi fermo un attimo perché sennò diventa la live di Conte. Abbiamo il ringrazio Nando, abbiamo 3 partite difficilissime, dobbiamo mantenere la concentrazione, la storia la scrive solo chi vince, gli altri al massimo possono leggerla. La storia dei vincitori, i secondi spiegano, chi vince vince, gli altri spiegano. Grazie Nando, lo so, sono partite toste. Sicuramente ragazzi il bel gioco lo so, non lo possiamo nemmeno forse cercare in questo momento. Certo un po' meno sofferenza sì, però è una sensazione nuova, godiamoci la sensazione nuova che se va tutto bene ci porta comunque a una vittoria e quindi sarà una liberazione assoluta. È una sensazione molto diversa rispetto al dominio assoluto col distacco e veleggiare senza problemi. Questa è una cosa diversa. Vediamo se siamo in grado di farla, anche noi tifosi, di sostenerla. Mica è poco. Dove sta? Il sostituto di Buongiorno, Jesus, è fuori. Oggi si è fatto male Lobo. Mi auguro, ecco, bravo. Che possa recuperare. Perché si è fatto male Lobo? Sta continuando a perdere dei pezzi. Poi alla fine nessuno ne parla, no? Noi non ne vogliamo parlare, però Neres è fuori, Buongiorno è fuori, il sostituto di Buongiorno, Jesus, è fuori. Oggi si è fatto male Lobo.
mi auguro, ecco, che possa recuperare, perché comunque stiamo continuando a perdere dei pezzi, però non molliamo. No. Non molliamo. Non molliamo, questa è la dote principale di questa squadra, ecco, chi è chiamato. Ti immagini mollare? Ci sei infortunato Lobot, basta, me ne vado. Mi ritiro. Bless you! Mi ritiro. Dice no, si è infortunato Lobot, mi ritiro, non ci abbiamo più da portare. Vai, non la facciamo questa parte, non ti presenti. È chiaro che non si molla, ma scherziamo. Risponde alla grande perché ha lavorato nella maniera giusta, sia dal punto di vista tecnico-tattico, come si possa titolare, sia dal punto di vista fisico. Quindi stiamo sul pezzo e vogliamo continuare a arrivare fino alla fine. Salutando, abbiamo proposto un sondaggio ai nostri utenti. Pure i sondaggi. Questo scudetto per Conte sarebbe il capolavoro della sua carriera a livello di tutti gli altri che ha vinto? 81% sì. Guarda, io lo dirò quando eventualmente accadrà questa cosa. Non parliamo di cose che in questo momento non abbiamo. Ecco, me l'ha insegnato la mia carriera, ripeto, io ho perso degli scudetti e ho vinto degli scudetti anche all'ultima giornata. E devo dire che ho l'esperienza giusta per far capire ai ragazzi l'importanza, perché poi c'è un dato di fatto, ecco, che chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la vanno a leggere. Questa è la verità, i ragazzi lo devono sapere. Allora voi i messaggi me li scrivete che avete già sentito Conte, Beh. Non si ricorderà nessuno eventualmente se arriviamo secondi, se abbiamo fatto un campionato bello, straordinario e tutto, però la storia va scritta solo in una maniera, dicendo. Grazie Conte, quanti pasticciotti per festeggiare stasera? I pasticciotti! Non ne ho mangiato neanche uno di pasticciotto, però se c'è qualche amico che me lo porta lo mangio insieme a un rustico, volentieri. Va bene, appello per l'incidente. Ciao, grazie. Ciao, Grazie Antonio. Antonio, però ti voglio dire una cosa. Cubarsì, Yamal, Pedri, Gavi hanno tutti quanti 18 anni. Vabbè, Fabio Versatile, ma quelli sono dei giocatori che non si possono paragonare. Quando ogni tanto sento sì, però noi Zerbin è considerato ancora un giovane, nessuno ci ha puntato fino in fondo. Ma ragazzi, ma voi veramente pensate che Zerbin sia Yamal? Se Zerbin fosse stato Yamal avrebbe giocato. Kvara è diventato titolare a 21 anni e mezzo, era titolare inamovibile. Ildiz a 19 anni è titolare. Se i giocatori giovani escono ed hanno già il talento, credetemi, finiscono per giocare e tolgono il posto a un altro più esperto quando hanno il talento. La cosa assurda è il giovane che poi è difensore. Su Cubarsì è ancora più incredibile perché il difensore deve avere più esperienza. Lì è proprio il talento impossibile. Dice, metto a sedere anche Araujo. Ma i giocatori forti, quelli là, i trequartisti, quelli là che giocano in avanti, se sono forti, giocano. Improvvisamente giocheranno. Come si prendono il posto i vari Lamine Yamal, se lo è preso anche Ildiz, se lo è preso Kvara. Non li abbiamo questi talenti qua, purtroppo. E se sono pronti ad esplodere così, qualcuno ci deve credere e non sempre ci crediamo. Ma non si può paragonare Pedri, i giocatori nostri. Non si può proprio. Torno indietro per recuperare tutti i messaggi. Mamma mia, quanti ne siete, che bellezza. Siamo qui da Peppino Di Palma. Non si può campare così, aiutatemi. Lo so. Arriviamo anche da Perrone. Allora, nel frattempo ringrazio anche ancora Daniele Berami, scarso da giocatore e pure da cronista. Qua ragazzi non vi posso aiutare perché io sento altre telecronache e l'ho sentita in inglese e mi è sembrata abbastanza tranquilla, abbastanza equilibrata e io sento tutt'altra gente. Poi mi arrivano in post e voi mi scrivete, mi mandate le dichiarazioni, qualche estratto e si scoprono delle cose. Non lo so che cosa ha detto Berami, me lo potete dire voi adesso, ma sì, come giocatore era uno di quelli che faceva legna, diciamo così, non un fine dicitore, se vogliamo. Allora, vediamo un pochino. Però dai, è possibile che Rafa Marin non poteva... No, non poteva, Fabio, serve gente esperta e Rafa Marin ti caghi sotto, e si caga sotto Meret, e si cagano sotto tutti. Su questo dovete stare a sentire a Conte, e pure a me. Non si fida, che vuoi fare? Con Rafa Marin tu stavi più tranquillo di Olivera? Dici, con Rafa Marin in campo tu stavi più tranquillo, e aveva fatto benino quando è stato chiamato. Stavi più tranquillo che con Olivera? Olivera adattato? Dici se stavi più tranquillo.
Per me Rafa Marini è un giocatore ancora tutto da decifrare e da sviluppare. È come Nathan, mettevi Nathan in campo, ti può fare la grande partita e ti può fare la cappelleria, quella là dove si vendono i cappelli. Gli allenatori si affidano a quelli che hanno più esperienza e che sanno che in un momento hanno più freddezza e non si fanno prendere dalla cosa. Non si può fare proprio, non è possibile farlo. E poi in una partita dove hai avuto anche ragione, mi sembra difficile accusare Conte di non aver fatto giocare Rafa Marini, onestamente. Andiamo. Ciao Vale, ciao amici bellini, vittoria importantissima perché ti fa stare a più 6 dall'Inter e bisogna vedere che cosa farà l'Inter fra poco. Un bonus pareggio che ti porti comunque pur sempre avanti anche se l'Inter dovesse vincere, ma mi voglio soffermare sulla telecronaca che è stata imbarazzante. Con Berami che sul gol di Raspadori su punizione, con lo schema con McTominay parla ma con la settimana tipo ha il tempo per studiare queste situazioni e questi schemi. Luca Marelli che sul fallo su Raspadori in area di rigore non dice che la palla è già uscita e dunque non può essere fallo, ma parla di contrasto di gioco. C'è una roba imbarazzante. E poi sul fallo di Tete Morente su Di Lorenzo che alza il piede, che cosa dicono? Che è Di Lorenzo che mette la testa sui tacchetti di Tete Morente e non che Tete Morente è con i tacchetti sulla testa. Ma giù, ma stiamo scherzando. Però poi Vale, noi sappiamo perché l'hai visto, passeremo noi come quelli là che sono stati favoriti perché la spalla di Spinazzola, per chi la prende con la spalla, è purtroppo Sport Mediaset. No, è uno schifo. Questi poi sono i dettagli che io non posso sapere e che fate bene a dirmi perché così. Signori, i tacchetti sulla tempia di Lorenzo là si espelle. Allora voi mi ricordate una cosa in più, quindi dobbiamo diventare noi peggio di quelli là che poi si lamentano e ci si deve lamentare. Ora non si farà perché non si farà. Però non voglio che passi il discorso che siamo stati aiutati, eccetera, eccetera, perché siamo all'illogico, siamo veramente al multiuniverso dove succedono cose al contrario della realtà. Non esiste proprio, là si poteva espellere tranquillamente. Che poi uno vuole dire, c'hai la settimana tipo e ti prepari i calci d'angolo, sei ridicolissimo e andiamo avanti. Per quanto riguarda il rigore, quello là di Raspadori, anche con la palla in tribuna che è già uscita così a gioco fermo, se tu mi entri dentro alle gambe è rigore e basta, non scherziamo. Non è una cosa che amo perché io sono cresciuto nel calcio dove tu boom tiri in porta la palla dentro, fuori, eccetera eccetera, gli entravano sempre nelle gambe i difensori dopo il tiro e i giocatori si alzavano e non chiedevano mai niente. Io sono cresciuto con quel calcio là, quindi per me questi rigori qua postumi non sono logici e non esistono, però li vediamo dare, li abbiamo visti dare con Tavares, Dodò, li abbiamo visti fare col Como, tantissimi esempi che mi potete dire voi nei commenti perché adesso non me li ricordo tutti, ma li hanno dati parecchi, quindi non venitemi a dire. Poi se si inventa pure il contrasto di gioco veramente siamo al limite della sopportazione. Danilo, Ideona, Conte preso anche come consulente per strutturare l'organizzazione societaria, Fabregas da prendere come consulente per la nascita della Masia Scugnizza e poi ci divertiamo. E caro Danilo, sì, in un mondo ideale tutto quello che vuoi tu, magari a Fabregas gli fai fare proprio l'allenatore in prima, così, però sono dei programmi che non credo che i vari protagonisti siano d'accordo e abbiano voglia di farlo. Consulente per strutturare l'organizzazione societaria? No, lo sai già quello che devi fare. Conte ti ha semplicemente detto: nel mio staff serve anche un Oriali. Ora il Napoli deve essere bravo a capire: ci è servito Oriali, ci ha dato qualcosa in più, qualche punto lo ha spostato a nostro favore, e allora se se ne va poi lo staff di Conte tu devi ripristinare quella figura con un altro uomo, e là il Napoli deve crescere. C'è calcio oltre Conte e ci sarà calcio oltre Conte, quindi non serve un Conte fare il consulente di struttura. Conte deve fare l'allenatore e basta, e lo deve fare alla grande, e tutte le sue energie devono essere solamente sul campo. Fabregas consulente della nascita, così vediamo prima dove si farà il centro sportivo, che poi porta alla scugnizzeria, che poi porta tutta una serie di cose. Ci vediamo il 2 settembre. Esatto, questa è la domanda poi che viene subito dopo. Il 2 settembre, perché il 1 settembre De Laurentiis ha dato la sua parola d'onore e le ci ha messo la faccia, metto la prima pietra perché me ne devo andare per forza. Il 2 settembre faccio il video dove faccio gli applausi che abbiamo messo la prima pietra. Il 2 settembre, quindi aspettiamo. Adesso si divertissero i giornali a fare comunque tutti i nomi, poi è uscito su Civo,
Qualiano era fatto, Lapiana era fatto, Giuliano era fatto, Marianella, Marcianise era fatto, era tutto fatto. Questa volta ci siamo, vediamo dove. Io non ho fretta, perché tanto il 1° settembre, ma mancano pochi mesi e non ha specificato l'anno. Questa forse poi è la chiave, che potrebbe essere l'anno prossimo. Il 2 settembre il video lo faccio lo stesso comunque. Buonasera amici bellini, ciao Valerio. L'ho detto a inizio campionato, adesso mancano 3 partite, per ora siamo a +6 dall'Inter, lo ribadisco anche oggi. A me Conte non mi piace. Non si può giocare così, una squadra che vuole vincere lo scudetto non fa un tiro in porta e basta, i rumori, e diventiamo risultatisti perché non ci riesco. Io non lo so, i Cancellotti giocava meglio e ho detto tutto. Ma certo. Cioè, io non ci riesco proprio a guardare queste partite. Dice, vabbè, stai a +6, ho capito, ma non mi lascia niente, capito? Non c'è il gusto di dire, proprio perché qua non siamo risultatisti, non c'è quel gusto di dire, ci ha messo una partita del Napoli, che bello, che bellezza. No, non c'è niente di niente, cambia all'88esimo, un altro infortunio pure lo bot, non lo so, Vale. Forza Napoli. Forza Napoli sempre, ragazzi, manca poco, dai, manca poco. E poi quando finisce vediamo se uno vorrà trattenerlo Conte con tutte le nostre forze, il contratto, rimaniamo, apriamo un ciclo, oppure se Conte va da qualche altra parte, così. Cioè, manca veramente poco. Turatevi il naso e sfruttate la mia analisi, dai, che io cercherò comunque di trovare qualcosa di sfizioso, perché nel primo tempo non abbiamo giocato così male. È chiaro che ti resta il gusto del secondo tempo, dove veramente male la fanno, e anche io ho chiesto i cambi più presto perché stavamo male. Signori, è la vittoria, e se lui è ossessionato dalla vittoria, deve arrivare alla vittoria, lui conosce un modo per arrivare alla vittoria, che è questo qua. Ma che gli vuoi dire? Se poi arriva, che gli vuoi dire? Se poi non arrivasse, e allora tu dici, vabbè, hai fatto qui, non hai giocato nemmeno bene e nemmeno sei arrivato alla vittoria. Ma il secondo posto, ad oggi, non è comunque una cosa straordinaria, con i giocatori che abbiamo a disposizione? Secondo me sì. Poi è chiaro, i fini dicitori, i fini palati, vogliamo un altro calcio, ma no. Davide mi chiede, meglio vincere uno scudetto senza emozioni, calcisticamente parlando, o non vincere nulla ma divertirsi come i pazzi con un gioco spettacolare stile Sarri? Vedi? La domanda poi diventa filosofica. Ora, la mia risposta è la terza via, cioè vincere con un calcio godibile, che non era probabilmente come era con Sarri, ma era comunque un calcio bello, quello là di Spalletti. Abbiamo vinto, abbiamo dominato, ci siamo divertiti, ci siamo esaltati e abbiamo anche vinto. Rispetto a un calcio bello e dominante, che era quello di Sarri, dove però stringi non hai raccolto nulla, perché tu hai raccolto un trofeo con Gattuso, l'hai raccolti con altri allenatori, ma non con Sarri, e onestamente il Napoli ha bisogno di rimpolpare la bacheca, il Napoli ha bisogno di mettersi alle spalle entrambe le romane, il Napoli ha bisogno di essere la squadra, perché i complimenti del bel gioco li abbiamo avuti già ce li siamo presi, i complimenti del bel gioco, che bello il Napoli, e poi si divertono loro, ci fanno i complimenti e poi non vinciamo niente, e invece dobbiamo toglierci lo sfizio di vincere qualcosa, di riempire un pochino di più la bacheca, perché senza le vittorie il bel gioco purtroppo te lo fai fritto e non aumenti i tifosi, i veri tifosi sono aumentati quando tu vinci lo scudetto, quando vai avanti in Champions. Il bel gioco sì, ti diverte al momento, ti senti forte, e poi arriva la siringa e il fatturato non aumenta. Se poi il bel gioco ti riempie lo stadio, magari tu puoi fare un discorso di stadio, se è di tua proprietà. Altrimenti non tutti devono giocare per forza bene per riempire lo stadio, e lo stadio negli altri paesi si riempie. Quindi secondo me è un discorso filosofico da fare approfonditamente. Dai. Credo che, non lo so, il mio cuore, cioè non ho una sofferenza in mano, però godo. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Poco da commentare, una delle partite più brutte della mia vita. Io raramente ho visto un'aberrazione di partita
come questa. Io non so adesso se c'era un debito d'ossigeno da parte dei ragazzi, perché dalla seconda metà del secondo tempo erano tutti sulle gambe, tutti dal primo all'ultimo. Non so se è un calo fisico, non so se sono carichi di lavoro. Fatto è che la partita è stata terrificante, ma come ho detto tante volte agli amici bellini, ho scritto più che ho potuto sui social, purtroppo in queste partite giocare bene non è la prima cosa. Tu adesso devi fare i punti. Mi dispiace, però dobbiamo essere onesti e dire che questa partita complessivamente è un 4 se non un 3,5. Buonasera, 3,5, ma calma però, perché il primo tempo non è stato così tremendo. Fatemi vedere un attimo l'attacco momentum, perché può essere che sto sbagliando io, che mi ricordo una cosa del genere. Una cosa così. L'attacco momentum, c'è stato il finale del primo tempo dove loro fanno la traversa così, però bene o male c'è stato un controllo nostro. Noi abbiamo fatto il 60% di possesso palla te lo fai fritto, lo sappiamo, però non è stata così tremenda. Abbiamo avuto possibilità di anche di fare il secondo gol, eccetera eccetera. Il secondo tempo è molto deludente e sono con voi sicuramente, ma più che l'affanno, sì, affanno fisico sicuramente, ma secondo me è una questione di testa. Sono punti che pesano una stagione, che pesano uno scudetto che potrebbe essere leggendario. Signori, questi sono esseri umani, voi non vi compenetrate, non vi state compenetrando di quello che sta facendo effettivamente il Napoli, e non voglio nemmeno dirlo per esaltare Conte, perché molti poi, il miracolo, quale miracolo, nessun miracolo. Non me ne frega il termine che si vorrà utilizzare per Conte, perché io non vorrò difendere Conte e portare avanti Conte, non mi interessa. Anzi, vorrò capire quali sono le prospettive future prima di prendere una posizione su Conte. Ma io sto cercando di difendere i ragazzi che si sono visti in una stagione dove bisognava uscire dalle sabbie mobili. Hai cominciato col Modena, con il Verona, in quel modo. Sei uscito dalle sabbie mobili, sei alla fine rimasto 17 volte primo in classifica rispetto alle 8-9 dell'Inter, una cosa del genere. Quindi comunque tu il campionato ti sei messo là. Hai mantenuto, hai avuto il momento di difficoltà, stavi riscendendo nelle sabbie mobili, ma non hai mollato, in qualche modo hai portato avanti dei pareggi striminziti. Adesso stiamo lì, ti rendi conto cosa significa perdere poi all'ultimo secondo? Non abbiamo idea, perché ci siamo dimenticati Sarri, l'epoca di Sarri, abbiamo il sapore di Spalletti, o il sapore di Calzona, Mazzarri e Garzia. Adesso tutto scotta, tutto pesa di più, ti arrivano avversari, tu non pensi, vabbè, quello è Tete Morente, pensi questo mo mette una palla incredibile e per caso entra, e ti viene un pochino di umana paura, come viene al tifoso, secondo me viene anche al giocatore, e non abbiamo una qualità eccelsa di gente abituata a lottare punto a punto ed uscire dalle difficoltà. Stiamo facendo veramente qualche cosa di incredibile. Dovete tenerlo presente. Io direi che con la vittoria forse ne sarà valsa la pena vedere questo gioco. Lasciamo il risultatrismo sospeso. Il risultatismo, non risultatrismo. Il Napoli non gioca male, la squadra nei movimenti è organizzatissima, ma questo senza dubbio, questo, Will, io ci tengo, poi quando faccio analisi tattica spero che, ne sono sicuro, perché i numeri arrivano e io faccio molti più views sull'analisi tattica che non sulla reaction, quindi delle mie emozioni ve ne frega altramente, ma quando si parla di tattica mi fa più piacere. È chiaro, là mi piace analizzare quelle che sono state le idee, le cose che hanno funzionato, come ti sei messo rispetto all'avversario, perché ogni avversario l'abbiamo affrontato in maniera completamente diversa. Ogni avversario in maniera diversa, anche gli stessi avversari in due momenti diversi, in maniera diversa, in base a quello che ti è rimasto a disposizione e in base anche al momento dell'avversario. Quindi è molto interessante. Il fatto di giocare male non significa, il fatto di andare in affanno non significa non avere movimenti organizzati e non aver preparato la gara. Significa a un certo punto che sei in affanno mentale, in stanchezza generale, e non lo vogliono sentire, perché una partita a settimana, tutto quello che volete voi, ma una partita a settimana con gli allenamenti di Conte è contro una squadra, l'Inter, che è forte, è potente, è conosciuta, ha le mani in alto loco, eccetera, eccetera. Quasi 2-0, tiro da fuori di Aslani. Quindi Aslani sta facendo la partita della vita al posto di Çalhanoğlu, squalificato per le cose. Che ne pensi in futuro di Olivera centrale nei 4 e prendere un terzino come Dio comanda?
tipo Miguel Gutierrez, è una buona idea, caro Spicci, ci può stare. Ora dobbiamo vedere se Olivera lo fa volentieri, se si mentalizza ancora di più. Avere un centrale come Olivera significa uscire sempre pulito. Tu parti però ovviamente con Buongiorno titolare, se fisicamente regge. Questo è un problema che dobbiamo tenere presente, perché ne ha saltate troppe di partite. Avere un Olivera che ti puoi giocare in questa situazione non è male, e potrebbe essere anche meglio, perché può avere pulizia in uscita, però non è uno che deve spingere, andare fino in fondo e mettere cross, perché non è proprio nelle sue corde. Oggi avevo pure segnato, e vi ricordate 2 anni fa che Olivera aveva segnato il gol che doveva essere il gol così, e poi è stato... Vi ricordate? Ve lo ricordate? Era quella là, la Salernitana, se non mi sbaglio. Recuperi messaggi, ma perché non arrivano? Problema mio. Non lo so, scorrono, caro Luigi. Fammi sapere se io ogni tanto torno indietro, però quando scorrono e quindi devo tornare indietro. Se hai fatto una super chat, fammi vedere se le posso vedere. Ah, eccolo qua, scusami, l'avevo sentita ma non l'avevo vista. Con Buongiorno out a Maioka così fino alla fine. Meglio perdere un McTominay pur di non far giocare Marin? Io so cardiopatico, non ce la posso fare. Attenzione, non è che tu perdi McTominay ed è per questo che hai giocato così, perché con le stesse formazioni il secondo tempo di molte altre partite comunque è stato così, di cardiopatia e di problematica così. Il problema non è Olivera centrale, non è la presenza di Raspadori con McTominay che ti fa arrivare a questo, e il problema è di quanto pesano i punti in questo momento finale della stagione. Quindi non è il problema meglio perdere un McTominay pur di non far giocare Rafa Marin, perché non è che l'hai perso, hai meno possibilità degli inserimenti, questo sicuramente, ma hai mantenuto McTominay, che comunque è il risultato importante per il gol di Raspadori, e hai aggiunto un Raspadori. E se ci mettiamo pure a contestare Raspadori, che è stato comunque decisivo, perché uno gol l'ha fatto fetente ed è stato decisivo per i 3 punti, proprio perché volete per forza vedere, cioè secondo voi con Rafa Marin non avremmo sofferto? Questa è la domanda, che veramente vado in difficoltà così, se credete che con Rafa Marin sarebbe stata una partita di dominio assoluto senza sofferenza. Non vi posso seguire sotto questo punto di vista. Chi è senza centro sportivo lanci la prima pietra, diceva Mario. Io ho lanciato la mia cosa, l'ho scritta su Twix, così non mi rubano, o meglio, me la possono rubare l'idea, però resterà negli annali che l'ho detto prima, cioè chi è senza strutture posi la prima pietra. Ma possibile che Olivera gli annullino sempre il gol? È vero, è proprio un po' di sfortuna. Nel frattempo io contro le macchine, cioè voi non devo controllare niente perché voi mi fate sapere voi. Comunque si vede un attack momentum tutto dell'Inter, non c'è problema. Rafa Kroll Marin, ma serio? No, i gol sono 3, ma 2 sono stati annullati ingiustamente. A che ti riferisci? Ah, ok, Vincenzo, stai parlando dei gol del Napoli, ovviamente ci aggiungi quello di Lukaku, che però ingiustamente là è poco, anche se di poco. Ho ripetuto, dice fatecelo vedere un poco prima questo replay, così noi non facciamo retropensieri. L'altro, la mezza spinta di McTominay sul portiere c'è, onestamente. Poi si veniva anche da un momento in cui il portiere Falcone aveva avuto un attimo di pausa, che non si sentiva tanto bene, e quindi il fallo di mischia era automatico, e lì arriva il gol di Olivera. Entrambi giusti, sì, credo di sì. Su Civa un bel centro sportivo, un bel campo e scuola calcio. Vedi, Mizio non avevo idea di tutto questo, vedremo. Ovviamente sì, loro hanno un bel centro sportivo, un bel campo e scuola calcio, ma servirà a fare da capo, cioè. Bisogna capire dove si andrà a strutturare. Stellini mi sembra... Stellini... Lo hanno inquadrato, però il telecronista inglese stava parlando sopra, quindi non ho potuto sentirlo. Nel momento in cui entra Billing dice qualcosa a Stellini. Quindi Simone, se mi puoi aggiungere, magari se avete sentito qualcosa, perché ho sentito Conte chiamare a gran voce il 4-5-1
quando entra Billing e poi dice tu devi andare a fare il ruolo di, e credo da come ho visto poi muoversi Billing quando è entrato è andato a fare il ruolo di Raspadori, cioè era lui in appoggio a Lukaku nel primo pressing da fare sul Lecce. Anche lì insomma è venuto un pochino meno, cioè è andato in crescendo Billing, all'inizio l'ho visto trotterellare appresso al pallone, ma c'è una cosa che voi non mi avete ancora detto e che mi aspettavo mi diceste: Anghissà. A me mi è venuto meno Anghissà oggi. Se Anghissà avesse fatto un po' più di filtro, se avesse vinto un po' più di duelli, se avesse beccato un pallone in più, non avremmo forse sofferto così tanto. E parliamo di uno dei miei giocatori preferiti, quindi non c'è quella cosa, te la prendi con Anghissà. Vogliamo vedere se ho torto o ragione, cioè quanti duelli, magari Anghissà che cosa ha fatto, perché io là, nel secondo tempo, ho visto un Anghissà veramente in debito di affanno, in ossigeno di affanno. Allora, long balls, eccetera, eccetera, come duelli, perde un duello aereo, come duelli a terra lo vince 2, clearance, block shot, no, pochissimi dati per Anghissà, però 42 tocchi in totale sono veramente pochi, e la sensazione è che Anghissà mi sia venuto meno nel secondo tempo, nessuno niente. Condivido su Anghissà, oggi Anghissà ma anche Waller, nel senso, ditemi anche voi, perché nell'analisi dei giocatori a me è piaciuto molto Rachmani, per me Di Lorenzo sufficiente, Olivera sufficiente, Spinazzola sì e no, mi è piaciuto per un periodo, poi l'ho visto anche lui un po' perdere qualche pallone di troppo. Lobo, Frank, McTominay, siamo lì. Politano mi era piaciuto nel primo tempo e nel secondo tutto sacrificio, tutta fase difensiva. In ritardo sulle seconde palle. Infatti, se è questa poi la cosa, è chiaro che non esce come duello perso, oppure non è. Ma se sei in ritardo sulle seconde palle non risulta proprio nulla, non risulta la tua giocata. E quindi me la voglio rivedere. Politano il peggiore insieme a Lukaku? Non lo so, perché nel primo tempo mi era piaciuto Politano. Non lo so se lo definirei il peggiore. Nessuno su Anghissà perché sembrava un fantasma. Tanto che al 90esimo ho pensato, ma Anghissà? Le De Fonseca. Anghissà gioca solo di estremi, o estremamente bene o estremamente bene. È vero questa cosa. Non perdiamoci gli altri vocali. Ciao Vale, ciao amici bellini. Faccio un vocale dopo una partita risolta con gol su punizione di Raspadori. Questo è coraggio, evidentemente su punizione è più difficile inciampare sulla palla, questo dicevo. Comunque, scherzi a parte, vediamo come va, siamo sempre meno. E forse tutto il discorso sul gioco, che è un po' l'elefante della stanza di questa stagione, ci sarà modo di farlo alla fine, che abbiamo visto oggi una partita in cui noi dal 60° abbiamo cominciato a perdere tempo nella maniera più spregevole. A proposito, vinci, avrai tutta la mi ricordi una cosa? Abbiamo fatto penso un record di falli laterali consecutivi, credo tipo 5 o 6, cioè Di Lorenzo dentro così, fallo laterale, Di Lorenzo nato fallo laterale, veramente mai vista una cosa del genere. Del mondo se vinci, però bisognerà discutere se questo è il calcio che ci può far crescere, anche come numeri, come spettacolo, come giocatori che vogliono venire. Questo è un discorso che si dovrà fare, ma si farà poi, perché adesso siamo là, cazzo. Credimi, se la squadra diventa vincente e se vinci quest'anno si parlerà solo di una cosa, che il Napoli ha vinto 2 scudetti in 3 anni. Se lo dimenticheranno tutti del 10° posto in mezzo, anzi si dirà meglio così, ti ha permesso poi di portare Conte, eccetera, eccetera. Si parlerà di una cosa straordinaria, che il Napoli ha vinto 2 scudetti in 3 anni. E poche squadre lo possono fare, specialmente in Italia, dove non siamo abituati a tutto questo, e lì diventi attrattivo. Poi ci aggiungiamo, se perdiamo Conte per strada, un giocatore o altra gente si può fare 2 domande, ma come è possibile che durano così poco gli allenatori poi a Napoli, perché sta diventando sempre di meno, e una volta ti dura 1 anno, 2 anni, poi adesso 1 anno, vinci e se ne va, appena vinci se ne vanno, nessuno vuole continuare una cosa a lungo termine, perché Spalletti dopo la vittoria se n'è andato, perché anche Conte se n'è andato, quindi molto dipenderà da quello che si potrà fare l'anno prossimo, a prescindere, se si vince è chiaro che si fa un discorso, se non si vince se ne farà un altro e il secondo posto non verrà visto di buon occhio,
Però è difficile esultare, ragazzi. Lo so che è difficile esultare per un secondo posto, perché oramai l'hai conquistato e quindi è difficile esultare per un secondo posto. Però a freddo va visto bene. Però mi sono dimenticato di una cosa. La domanda nasce spontanea. Ma ste squadre, perché non si salvano o provano a farla all'inizio campionato invece di ridursi sempre alle ultime partite? Beh, un'altra considerazione che farò, che sentirete nella reaction, è che il Napoli doveva dimostrare a Lecce, doveva comunicare a Lecce i punti per la salvezza, vatteli a fare da qualche altra parte, non con noi, perché noi abbiamo un obiettivo da conquistare che è un po' più importante. Voi adesso dovete fare i vostri punti finali, Venezia sta comunque sotto, andateli a fare da qualche altra parte, non con noi. Nel primo tempo più o meno, poi nel secondo tempo ci hanno cominciato a credere, purtroppo. Anche oggi non voglio fare analisi, una piccola parentesi sull'arbitro che è una merda allucinante, però la voglio comunque spendere. Io il secondo tempo mi sono sentito proprio malissimo, sarà che si avvicina la fine, quindi si saprà presto come andrà, però non lo so, non me la sento né di dire lamentele sui cambi, non lo so solo che lo sento parecchio, sto finale, lo sento. Forse fino a un mese fa non pensavo, cioè, non avevo più speranza, invece adesso c'è poco da fare, le ha riaccese a tutti noi ed è bello, comunque è una stagione incredibile che non dimenticheremo. Vedi, è un po' di emozioni, perché poi si può dire questo è un calcio che non mi emoziona, no? Il gioco che non emoziona, ed è un sentimento legittimo assolutamente, è il voler di più, voler vedere meglio, voler vedere qualcosa in più, cosa che però non dimentichiamo che abbiamo anche fatto in una fase della stagione. Adesso non ne abbiamo proprio più e quindi è difficile chiedere anche un bello sviluppo di gioco o goleade che non abbiamo nelle nostre corde. Però che non sia emozionante tutta la stagione per tutti i suoi contorni non me la sento, anzi, e a me io anche le emozioni, anche emozioni negative, io anche l'anno scorso le ho provate e ricordo chi veniva a dirci l'anno scorso, dice sì ma io proprio non vedo l'ora che finisca perché non mi sto divertendo più, questo è un Napoli che non mi emoziona, non mi dà nessuna emozione. Anche quelle erano emozioni forti, poi ognuno se la vive in maniera diversa, sto sussurrando, se la vive in maniera diversa, per qualcuno questo non è emozione, gli sto muren, cioè sono emozioni anche queste, capite che esplosione succede, se succede, cioè, Babbaro caro. John dice sì, si è visto dopo 3 minuti che oggi anch'essa era in versione che scarpuno per i famosi scarponi al piede, ragazzi siamo vicini al quarto scudo, io penso solo a quanto sarebbe bello Oriali in caso di festa, oggi pure era bellissimo, una forma straordinaria, ci hanno concesso anche due cooling break in modo tale da poterlo vedere più da vicino, che bello. Ad inizio secondo tempo Rachmani andava a fare quasi il braccetto di destra per permettere a Di Lorenzo di spostarsi a centrocampo, ma non sembra questo abbia funzionato, che ne pensi? Bello, allora, questo è semplicemente lo sviluppo quando si abbassa il centrale, in quel caso Lobotka o Gilmour più avanti, e quindi si allargano i due centrali che possono essere Rachmani o Olivera dall'altra parte. Sì, come vedi, è proprio lo sviluppo solito del Napoli quando il terzino va avanti o finisce a centrocampo con il centrale che sviluppa quasi sulla fascia. Oggi era più esasperato, è vero, e se Rachmani fosse stato un po' più preciso in appoggio nei lanci lungolinea verso Politano oppure verso Lukaku, avremmo visto ancora uno sviluppo migliore. È vero, ottima osservazione. E ringrazio e saluto Antonio Pisciotta. Ragazzi, io ricordo a tutti i nuovi iscritti, cioè a tutti i nuovi abbonati, scrivetemi sempre in privato se volete accedere al gruppo Telegram che è qualcosa di vivo, che pullula, che è vivace, che durante le partite, come vedete, si anticipano delle cose, si parla così e soprattutto ci viviamo anche le partite degli altri. Quando io non sono live, quando non si fanno i video, ci sono le altre partite, ci sono gli altri sport, parliamo di tutti gli altri sport, parliamo veramente anche musica, parliamo un po' di tutto. Grazie a tutti, andiamo avanti. Ragazzi, godiamoci il percorso, ma prossima stagione senza Lukaku per favore, specialmente se Conte non resta. Ecco, questo è un tema interessante, se Conte non resta potrebbe Lukaku non essere ideale
per un qualsiasi altro calcio. Con Lukaku in questo stato di forma, che alla fine ha fatto quello che ha fatto, con Conte che lo conosce a memoria, tu sviluppi e cerchi i gol anche da qualche altra parte, e lo sappiamo, Lukaku regista offensivo, con le mezze ali che si inseriscono, eccetera, eccetera. Se vuoi continuare con Conte, ci puoi aggiungere un giocatore con le caratteristiche simili, vedi un Keane, vedi un Bonni, che oggi aveva apparecchiato un potenziale assist per Pellegrino, difendendo bene il pallone, proprio da grande attaccante. Questo è un Conte se resta conto. Se invece cambia allenatore, è chiaro che tu fai due pensieri su un eventuale altro attaccante, e lì sarebbe bene fare l'analisi poi di quale allenatore ti arriva per scegliere le caratteristiche. Però tu a Lukaku comunque hai fatto un certo contratto, non te ne puoi liberare, puoi affiancargli un attaccante che poi potrà scavalcarlo nelle gerarchie per l'anno prossimo, e poi magari sperare che qualche squadra, magari araba, possa venire a dargli qualcosa di soldi nel finale della carriera, non sarebbe male. Andiamo a recuperare altri vocali. Allora amico, concedimi qualche secondo in più perché stasera non vi riesco a seguire, probabilmente vado lunga. Allora, io ti vorrei dire qualcosa di simpatico a livello tattico, qualcosa di interessante, che nel primo tempo a tratti ho visto Raspadori che si è messo dietro McTominay e Lukaku, quindi una sorta di 3-4-1-2, ma non ci riesco, cioè non riesco. Ma come sei forte però? Ti fermo, non ci riesci perché ovviamente vuoi parlare della seconda tempo così, però vedi come l'hai notato. Vedi che hai notato il Raspadori vertice alto del centrocampo con Lobotka alle sue spalle, e quindi McTominay, Lukaku che facevano le punte. Vedi che c'hai l'occhio sulle Io non ci arrivo così a fine campionato, non si può. Partita terrificante, che poi nel primo tempo qualcosa di buono si era visto, ma veramente io così non ce la faccio. Parentesi, arbitraggio scandaloso, se mi permetti, e ancora più scandaloso la telecronaca di DAZN, veramente Berami ne ha detta di ogni per affossarci, addirittura sul contatto di Tete Morente col piede alto e di Lorenzo che va verso i tacchetti di Tete Morente. E per il resto poco di positivo, onestamente c'è che Raspadori pochi gol segna, ma quasi tutti decisivi, e sulla punizione secondo me movimento perfetto di Scott che è andato ad impallare la visuale a Falcone, e sono i rumori qua se puoi sentire, e niente, per il resto veramente molto poco, ci siamo cagati sotto, un po' assai, Conte l'ha comunicato col cambio di Billing, e ultima parentesi, io non so perché geograficamente ci sia sempre questa necessità di dover sottolineare di non essere napoletani, ma è normale che se state a Lecce non siete napoletani, siete leccesi, no? Chiedo. Comunque ragazzi, forza Napoli sempre, 3 punti importantissimi, e vado a chiamare il gastroenterologo. Troppo forte, Valenti. L'urlo Romè, non hai toccato una... Allora era per Lukaku, vedi? Io avevo il dubbio fino alla fine che lui fosse così. Non hai toccato una palla oggi, evidentemente era proprio per lui, e questa è una riflessione che vi abbiamo già fatto, che Conte può essere il suo attaccante preferito, ma se non va, se la partita non è la sua, glielo dice tranquillamente, dice che era il suo da Imola, quindi è stato Luigi a urlare, senza dubbio. Ragazzi, scusate se approfitto e cambio discorso, ma Paolo Del Genio dicono che non stia bene, sapete qualcosa? Massimiliano, io rispetto la privacy di Paolo ovviamente, ma semplicemente non ti posso rispondere perché non ho notizie. Ti riporto quello che abbiamo sentito pubblicamente dalle emittenti, insomma, per cui lavora. L'ultime notizie ce l'aveva date Walter De Maggio, che diceva che avrebbero organizzato una mini station a casa sua per avere poi dei collegamenti anche da casa con la radio, così. Idem, per un periodo abbiamo visto che lui non andava più in presenza a Canale 8, ma faceva solo interventi via Skype. È evidente da tutto quello che ci stanno dicendo che gli fanno l'in bocca al lupo, che gli augurano di tornare presto. Io gli ho mandato un messaggio proprio ieri a Paolo, dove io ho semplicemente ribadito che ci manca, che manca a tutti, e che una cavalcata del Napoli verso qualunque meta non è la stessa senza il racconto anche di Paolo Del Genio, che per me resta un punto di riferimento, è l'uomo che mi ha fatto appassionare a un certo tipo di racconto del calcio, quindi ovviamente non posso sapere nello specifico, non gli chiederò mai che cosa hai, e tutti lo vogliamo sapere, ma per affetto, ovviamente, però per una questione di rispetto di ognuno non andrò mai nel profondo, e semplicemente lo aspetto, e lo aspettiamo credo tutti alla grande,
al più presto per parlare del Napoli come lui sa fare, che è un modo che ci piace. Mi fa piacere dirlo senza poter aggiungere altro. Per me Lukaku è un buon frigorifero, vince pochissimi duelli, poi per carità i suoi gol li ha fatti ma troppo poco. Non dimenticare gli assist, perché poi con l'assist arriva un altro gol, quindi contributo al gol siamo a 22, però ce ne devi aggiungere un altro paio di uno che è diventato un autogol perché il portiere la tocca, ma era un gol di Di Lorenzo, se non sbaglio con Lecce proprio. Non ricordo, forse proprio con Lecce. E lì è un assist che non gli contano a Lukaku. Poi in altre situazioni così è lui che fa la sportellata finale, va bene tutto. A me Lukaku non è mio zio, quindi io non devo difendere Lukaku, gli riconosco quello che ha fatto e immagino che si possa fare anche di più. D'altra parte siamo arrivati, penso, più o meno agli stessi gol di Lautaro, se non sbaglio, forse uno in meno, ma va bene. Ma Lautardo, ecco, ce la fa per il resto della stagione o è finita per lui? Mi dicono che possa recuperare forse per l'ultima di campionato, forse le ultime 2. Proverà ovviamente a stringere i denti, farà di tutto per esserci, però insomma la botta l'ha presa, roba muscolare, e quindi dovrà stringere i denti. Il Verona si sta scansando, signori. Non mi aspettavo niente di diverso. Contemporaneamente, con grande serietà, possiamo parlare anche di un Torino che è stato molto morbido nei nostri confronti. Altre squadre invece scarse ce l'hanno messa tutta per metterci in difficoltà. Lo stesso Lecce alla fine ci ha provato con le forze che ha, poi non sono bravissimi a toccare il pallone negli ultimi metri, non vedono tanto la porta, Koulibaly da fuori aria, insomma così, non hanno grandissimi giocatori, però ce l'hanno messa tutto, non sono diventati la vittima sacrificale che ti stende il tappeto rosso per farti andare a vincere lo scudetto, questo sicuramente no. Non sto vedendo il Verona, ma insomma in questo momento è sparito dal campo. Dopo un certo periodo non vedo più attack momentum da parte del Verona, il che significa che l'Inter sta imponendo il suo gioco. Vero, però il Lecce si sta anche giocando la salvezza, è verissimo, e quindi ci siamo. Ma ripeto, ognuno ha delle sue cose. Per esempio il Como è salvo, però potrebbe avere lo sfizio di arrivare davanti al Torino e quindi giocare per andare nella parte sinistra della classifica. Poi la differenza sarà minima, però a seconda di dove arrivi ci si prende qualche centinaio di migliaia di euro in più. Quello magari interessa più alla società che non ai giocatori, ma ci sono i record personali, ci sono i bonus che tu fai se fai un gol in più, se fai un assist in più. C'è l'amor proprio di un atleta che vuole dare il massimo perché quando gira il pallone tu alla fine vuoi andare a vincere, e quindi questo lo dobbiamo rispettare e ce lo dobbiamo aspettare da parte di tutti. Poi il di più, il mandare il cuore oltre l'ostacolo, il rischiare anche di farsi male per recuperare un pallone incredibile, quello te lo aspetti quando ci sono le cose in ballo. Per esempio con il Cagliari, se il Cagliari sarà salvo, le cose in ballo ci saranno, perché lì l'onore di dare fastidio, di mettere un inciampo al Napoli è più importante di qualsiasi cosa, lo sappiamo. Magari non sarà lo stesso per il Parma, ma con il Cagliari sicuramente sì. Con il Genoa non lo so perché non so se il gemellaggio esiste oppure no, ma è questione quella dei tifosi. I giocatori sono un'altra cosa. Tozzumpate proprio, è difficile amico mio, vabbè via l'Inter in casa con Verona, mi aspetterei altro che una vittoria. Torno indietro per vedere se ti riesco a trovare Clemente, eccolo qua, ma il fallo su McTominay non dato e quello su Gilmour al limite dell'area esce assurdi, l'arbitro è Scozia acerbista, è vero, parecchie cose gli sono sfuggite a Massa oggi. Gli ultimi arbitri non dico che ci erano piaciuti, ma non avevano fatto danni incredibili. Massa oggi molto molto male. Penso che si possa dire molto molto male, a prescindere da tutto. Recuperiamo qualche altro vocale, questo pure è lungo, ma... Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Che dire, era lo scoglio più grande per tutta la situazione che si era creata, per tutta
una serie di emozioni contrastanti, noi lo scudetto, loro la salvezza, la tragicomica situazione del loro preparatore atletico, bellissima infatti la scena prima della partita, era difficilissima. Raspadori, come a Torino, segna un gol che potrebbe essere decisivo per il 4º scudetto. Adesso non ci dobbiamo nascondere, lo possiamo dire. Io ho una nota di merito la do ad Olivera, perché giocare braccetto oggi comunque l'ha fatto in nazionale, sì, ma con la nostra maglia quasi mai, ha fatto una partita pulitissima, dignitosa, tecnicamente anche buoni stop sui rinvii di Falcone. Massa non ha dato un giallo nemmeno a pregare, ci manca un rigore. E questa situazione qui mi ricordava tantissimo le ultime 7-8 giornate con Spalletti, quando ci mancava sempre 2-3 punti, una vittoria per alzare lo scudetto matematicamente e sistematicamente. 0-0 col Verona, la sconfitta 4-0 col Milan, 1-1 con la Salernitana, eppure lo scudetto l'abbiamo alzato con un pareggio, 1-1 a Udine. Quindi non mi aspettavo di vincere 4-0 e non mi aspetterò di vincere 4-0 le ultime 3. Mi aspetto tutte partite risicate, tutti 1-0, e va bene così, risulta tristi, ma per 3 giornate, forza Napoli sempre. Per 3 giornate solamente. Esatto. Che cos'è, Claudio? Sembra quando uno pulisce i vetri. Voglio vincere Non ce la faccio. Allora, visto che qualcuno mi chiedeva di Guido, che io ho invitato e che però non sapevo, credo che fosse inviato speciale, se a giudicare da questo video che voi adesso vedete in blu, ma immaginate che quello sia il campo. E questo ci arriva direttamente da Guido Gentile, immagini esclusive, credo da Lecce, e quindi questo potrebbe significare che potrebbe arrivare a salutarci più tardi, se riusciamo a rimanere in tempo, e vediamo un pochino quanto durerà la live. Pino. Amici bellissimi, buonasera da Torino, un grande abbraccio. Bene. Adesso avere questo risultato, questo +6 che ci fa dire vediamo che fanno gli altri, è molto soddisfacente. Partita, sufficiente dai. L'altra volta attaccai a Politano dicendo che non mi è piaciuto molto, questa volta un po' McTominay, mi è sembrato un po' assente, cioè non proprio assente, comunque ha dato meno del solito, ma ci sta a stare un po' sulle gambe dopo un campionato del genere. Cos'altro? Niente, grande associazione delinquere tra McFratham e Raspadori, hanno fatto associazione delinquere sul calcio di punizione, e l'unica cosa che mi viene da dire è, cari giocatori del Lecce, non potete segnare sempre sul rigore, ogni cosa, rigore, a posto di dire al lupo, prima o poi non vi ascolta più nessuno. Un saluto a tutti e forza Napoli. E forza Napoli sempre, caro Pino. Sì, ci hanno provato in tutti i modi, ovviamente nel concitato. Lo sappiamo che i giocatori oramai alzano la mano a prescindere, anche se vedono che va chiaramente sul petto o anche chiaramente sulla cosa, la speranza che possano vederla, vanno a rivedere e si trova qualche altra cosa, la speranza ce l'hanno sempre. Ma era abbastanza evidente dai primi replay che non ci fosse niente su cui protestare, questo sicuramente, e quindi il resto che vedi, sono d'accordo su McTominay perché ha dato di meno, ci mettiamo però le due cose, un pochino la presenza di Raspadori sicuramente gli permette meno inserimenti perché in quella zona c'è anche lui, questo sicuramente, un po' è perché nel secondo tempo tu la palla l'hai tenuta molto di meno, loro sono riusciti addirittura penso a pareggiare il possesso palla e quindi nello sviluppo doveva fare molti più chilometri perché stavi più basso, e quindi ha sofferto anche un po' di questo. Aggiungiamoci che è un altro che non ha più saltato una partita e ci metti il gol, ci metti i chilometri, ci metti l'interdizione, ci metti i palloni recuperati, i duelli. Bisogna ricordarci che sono esseri umani di grande spessore, ma sempre esseri umani sono. Dal labiale si legge chiaramente che prima di tirare Raspa dice Fratam Akalat, che può essere che abbia detto così. Tra l'altro Raspadori è un altro che lo sta imparando molto bene il napoletano. C'è una postilla. Valerio, ultima postilla, sto ancora col sogno di vedere Asa. Voglio vedere Asa in campo. Prima di morire voglio vedere Asa in campo. Asia, è uscito scritto Asia. E te lo potevi aspettare oggi? Sarebbe stato clamoroso che Asa non giocava con il Lecce. Dal Lecce l'hai preso e te lo ritrovavi in campo con il Lecce. Signori, io penso che questo mercato di gennaio resterà negli annali, resterà nella storia, perché si dice sempre grazie Reggini,
Ma Okafor e Asa pure non sono male da mettere in un discorso che... Il discorso di Grassi e Regini ovviamente passerà alla storia perché in quel caso non si vinse e allora uno dice se avessi fatto qualcosa in più. Adesso questo magari può passare alla storia diversamente, dice nonostante un mercato del genere, poi quel mercato là tu non è che ti eri venduto qua, hai preso Grassi e Regini ma non ti eri venduto nessuno. Questo adesso ti sei venduto qua, Asa e Okafor, quindi nonostante quello sei riuscito a farlo col naso durato perché non giochiamo bene, tutto quello che volete voi, ma non dimenticate anche questo piccolo particolare, non è poco. Aspetta, questo mo è Fabio Versatile che giustamente era il Conte pensiero, recuperiamone un altro, continua, no aspetta, prendiamo anche qualche altra cosa. Molti ori, 2 ali, quante emozioni, oriali. Onestamente Okafor ha messo 2 assist in 5 minuti giocati, ma purtroppo per lui i compagni dormivano. I famosi assist potenziali, io ci tengo molto, molti li ha fatti anche Politano in grande onestà. Gli assist potenziali non passano alla storia come assist quando poi il giocatore che riceve il pallone non riesce a segnare, e Okafor le aveva procurati 2 possibili situazioni e poi non sono andate bene. Io per questo fino in fondo voglio sperare che alla fine possa partecipare anche lui alle cose di calcio, alle cose di questo finale di stagione. Allora, Daniele, non ti arrabbiare, Vale, posso chiedere di entrare? Ma come? Tu puoi chiedere tutto quello che vuoi. Adesso arriviamo a finale, alla fine dei vocali. E poi nell'attesa di Guido apro a tutti quelli che vogliono intervenire. Vedo che ci sono Giovanni Capuano, il Conte, chi vince fa la storia, gli altri bella massima, un po' pericoloso. Giovanni, tu devi scendere da quello, signor Giovanni, scendesse da quello anche lui. Siamo arrivati alla fine, le parole di Conte, ok. Giampaolo, col Napoli non puoi fare Bau Bau che subito non butta via il pallone. Come Bau Bau? Come non puoi fare Bau Bau che subito buttano via il pallone? Non l'ho capito cosa intendeva Giampaolo sotto questo punto di vista. E poi vedo Buongiorno che dice una finale dopo l'altra e posta una finale così. Va bene. Siamo arrivati ai vocali, quindi posso riconcentrarmi. Siamo ritornati qua così ai messaggi vostri e poi apro la live a tutti in attesa, sperando magari di poter salutare anche Guido. Ma nel frattempo da Leeds c'è della live in questo supporto. Forza Napoli, il Leeds è promosso. Ma è vero che il Leeds ha fatto 100 punti? Pasquale, perché c'è della live in questo ne supporto. parlavamo sul gruppo, dice la seconda in classifica ha fatto 100 punti e non vince il campionato. È vero questa cosa? C'è della live in questo supporto. C'è della live in questo supporto. C'è Mario. Siamo arrivati a 500 like, ragazzi, che vergogna. No, è semplicemente che siamo di meno perché le live... Welcome to the community. Welcome to the community. Benvenuto Luigi. È perché le live YouTube le vuole dopo le 11, ho capito questa cosa. Voi volete c'è della live rilassati. in questo supporto. C'è della live in questo supporto. Voi volete stare rilassati e vedervela con calma. In questo momento c'è l'Inter, mi rendo conto. È colpa mia che ho scelto questa cosa qua. Devo recuperare questo supporto che... Da dove arrivava? No, quelli sono i supporti di prima che adesso stanno riuscendo, va bene. Okay. C'è della live in questo supporto. Daniele, sì, è sempre la live di prima. Ok, solo un risultato, il pareggio lasciamolo al prossimo campionato. Ah, Santo, tu qua ti riferisci al fatto che il Napoli si può permettere in teoria di fare un pareggio e rimanere primo in classifica, vista la classifica attuale. Sono d'accordo, tendo ad essere d'accordo con te, non me lo voglio giocare questo pareggio se non all'ultimissima gara, proprio per non andare nelle chiavette, nella difficoltà e nella paura, perché, vi ripeto, io ho la sensazione che i ragazzi hanno più paura dei tifosi in questo momento e non mi sembra il caso. Leeds e Burnley sono entrambi a 100 punti, esatto, però in Championship le gare sono 46. Mamma Carmena, non c'è male. Allora, buonasera, McTominay sembra Gulliver tra i lillipuziani. Vai così, è un paragone che è stato fatto da parecchi, questa cosa qua, la sua presenza fisica, la sua imponenza.
1,93 m in un modello tutto pesce. E quindi no, 100. Come no? Sì, 100. Fatti 100. Infatti mi trovo. Abbiamo fatto un altro clean sheet, ma l'anno prossimo dobbiamo aumentare la qualità in fase offensiva. Senza dubbio, Croma. Qualcuno me lo scriveva prima, una menzione per Meret. Ragazzi, ma è il nostro portiere, non è che uno ha fatto la parata che ha fatto quella là bella, in realtà la deviazione lo aiuta, perché il tiro stava per essere un po' più angolato, mentre la deviazione di Lobotka lo sposta verso il centro, poi lui ha il riflesso e la alza. Quindi parata bella, secondo me non difficile. Per il resto, ecco, di Meret sottolineo e mi è piaciuto quando esce in uscita una smanacciata dove si prende anche un fallo, e lì lo sappiamo che là, se il portiere di coraggio va e alza le braccia e ti arriva un altro a contrasto, è fallo. Tu basta che tocchi il pallone, hai risolto la situazione e niente può succedere. Quindi bravo Meret in quel caso. E per il resto poca roba, perché la traversa là non potevi fare niente. Quel tiro, quel calcio di punizione dove hanno cercato di sorprenderlo è andato fuori, qualche occasione Kristovic, ma poca roba. Quindi bene così. Aspettate. Calma, ovviamente calma. Vi dovete... Perché state urlando? Perché urlate? Vi sento urlare e dovete stare calmi, calmissimi, non calmi. Ma non è vero. Ne avete trollati. Ma Angela Torre, cioè, io poi il troll lo capisco, ma Angela Torre che mi trolla, cioè io non posso nemmeno fidarmi più di Angela Torre. Edoardo gol, Piero Daglieni 1-1, gol. Ok, quindi me li scrivo tutti, come vi siete permessi. 1-1 per Luigi Barbiero, gol di Duda, Luigi Andrea, come vi siete divertiti, tutti quanti. Banniamo. E capisco quelli là, un pochino più i Lazzarò, che siete dei Lazzaroni, ma Angela Torre non è vero. Non so, ma comunque non fa niente, perché prima di tutto dovete stare calmi, non dovete urlare, e secondo dobbiamo fare il nostro dovere. Da bravi risultatisti quali siamo diventati. Stasera 1-1, ma dici stasera 1-1 più in là succede, siamo al 65esimo, c'è ancora tutto il tempo per il terzo gol dell'Inter, il Death Note, me li segno tutti, esatto. Va bene, Duda stava segnando veramente, ma non ha segnato, e quindi adesso non mi posso più fidare, e la metto, non ve la posso far vedere però perché sennò doccia fredda. Mi fate scrivere le bagiane. Sei andata a ruota, Angela, senza sapere, sei andata a ruota a ripetere. No, devi controllare tu, come al solito. Questo vi sia di insegnamento. Quando vedete delle cose, delle notizie, dei retweet, delle cose, non vi fidate mai. Andate sempre a controllare voi stessi, perché c'è chi si diverte. Fate scrivere le bagianate, doccia fredda, trollosa, inizia a fare caldo. Questo è proprio vero. Inizia a fare caldo. Ha pareggiato il Cesena. Esatto. Suslov pericoloso, non l'ho messo al fantacalcio, quindi potrebbe... C'è della live in questo supporto. Tavola apparecchiata. Tirato dalla distanza. L'esterno della rete, mentre qua Diego la mette dentro. Tavola apparecchiata per il Hortomuso all'ultima. Tu dici che andrà a finire così, caro Alessandro, che ringrazio sempre per la tua presenza e il tuo supporto. Tu dici che la facciamo all'ultimo, che non ci possiamo rilassare mai, si è abbassato il ritmo. Non ti preoccupare, Angela, io scherzo. È stato un bel momento di YouTube, un momento che resterà.
Si è abbassato il ritmo, il Verona potrebbe provare a spingere nel finale. Il Verona è troppo timido per adesso, vale importante con oggi, è matematico che ci giochiamo ancora il primo posto fino all'ultima giornata, comunque vada. Non ho capito. Che ci giochiamo ancora il primo posto fino all'ultima giornata, comunque vada. Che significa? Cioè che non abbiamo risolto niente, che non è matematico proprio niente. Abbiamo avuto la matematica, mi state trollando di brutto, abbiamo avuto la matematica Champions alla fine per la Lazio che non era riuscita poi a fare quei 3 punti e niente, dobbiamo andare avanti ragazzi, dobbiamo continuare a fare il nostro dovere. Esce Zielinski, entra Di Marco, entra Mkhitaryan. Adesso non mi fido più di voi, quindi me la devo vedere. Buonasera a tutti, forza sempre dalla Germania. Allora, a questo punto mi sa che posso aprire le live. Fabio, non ti preoccupare che io ricordo che devo fare quella cosa, ho visto che l'hai scritto. Posso aprire la live agli amici bellini che vogliono intervenire, lascerò sul commento, tra i commenti della chat, il link per entrare. Quindi lo vedete qua, no? Prima di tutto lo vedete qua. Poi lo lancio anche, ti ho visto Fabio, ti ho visto. Poi lancio anche lo stesso link, lo lancio nel canale Telegram, non il gruppo Telegram, perché non sto invitando solo gli amici abbonati, ma sto invitando chiunque è iscritto al canale Telegram per le notifiche che trovate in descrizione, che è gratis, quindi qualcuno che vuole entrare, che non è necessariamente abbonato, è il benvenutissimo. So che però di solito gli abbonati sono più smaliziati, sono meno timidi, e quindi molto spesso alla fine sono facce che conoscete della community, eccetera, eccetera. Poi teniamo delle idee che dobbiamo fare, delle cose da fare, quindi state tuned, iscrivetevi al canale. Voi non avete capito che tipo di stagione è, però ci arriveremo. Perché minimo possiamo arrivare a -3 all'ultima. A Napoli-Cagliari possiamo arrivare ai primi anche se ne perdessimo 2. Ah, ho capito che dici. Ok, a Napoli-Cagliari possiamo arrivare anche se ne... No, ma non ci posso proprio ragionare su tutto questo. Daniele! Buonasera, finalmente. Buonasera, ti lascio il canale e me ne va. No, andiamo, spostiamoci. No, Simo pierde tutti li... Ci spostiamo da questa parte, così questa è la zona degli ospiti. Allora, ti sei divertito? Ti tieni la maglia che teneva Meret, hai visto? Meret era con la maglia giapponese. Sì, allora il divertimento ovviamente è ridotto ai minimi storici, però dobbiamo anche parlare di... Vorrei parlare di una questione, motivarla, ci vuole solo qualche minuto, perché Vai. Teniamo in considerazione Juventus in crisi, Inter e Milan che non stanno rendendo ai propri livelli, anzi Inter un po' meglio, Milan completamente un disastro, un Inter implicato in queste questioni di squalifiche ridicole. Una giornata si dà a un bambino che ruba le caramelle al supermercato, cioè parliamoci chiaro, non è assolutamente credibile una gestione di giustizia sportiva in questo modo. Cioè, è stata inflitta una squalifica proprio per dire una botticella sulla spalla. Poi ennesima situazione di bestemmia da parte di un giocatore dell'Inter, di un tesserato. Bissek, hai ragione, Bissek. non ne abbiamo parlato a fondo, sono arrivate altre squalifiche, potenziali squalifiche, ma di Bissek non se ne è parlato. Quindi Valle, noi stiamo vincendo contro le squadre che vogliono retrocedere, contro le pseudo big che vogliono fregiarsi di titoli che secondo me non possono fare. Stiamo combattendo contro gli arbitri, stiamo combattendo contro stadi ostili, cioè l'elenco potrebbe continuare all'infinito, quindi direi che uno scudetto vinto, ovviamente ancora non è stato vinto, però oramai siamo incanalati abbastanza bene. Se vinciamo questo scudetto quest'anno, quello che voglio dire, me ne infischio, come è stato detto, del bel gioco, me ne infischio dello spettacolo, io guardo il risultato. Noi con una squadra, con 10 titolari, nemmeno 11, forse 10 e mezzo, stiamo vincendo un campionato che non si sa dove stavamo quest'anno. Cioè, tra l'altro abbiamo anche conquistato, voglio andare nella linea di Conte, abbiamo conquistato già in pratica una qualificazione in Champions matematica che, voglio dire, con 4 giornate di anticipo rispetto all'anno scorso,
Poi adesso, buonasera Guido, non so se è stata rispettata la tua classifica, la classifica Guido. Mi puoi fare un ricapitolamento? Intanto della ormai dobbiamo chiudere a -2, di più non possiamo fare. Sì. Guido, benvenuto. Io do anche un saluto a Francesco che vedo un po' in pixel, ma non ce l'ha fatta, la connessione non ha retto. Bello vederti, io non pensavo poi di farcela, grazie. Sono appena sbarcato. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Prima di iniziare vorrei ricordare uno degli ultimi intellettuali rimasti che ci ha salutato ieri, che è stato Alessandro Quasimodo. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerli, di essergli, non dico amico, ma un buon conoscente. Ricordo la prima volta è successa una cosa un po' carina, a fine di un suo meraviglioso recital. Mia madre venne e disse: Guido, il maestro chiede se domani lo puoi accompagnare all'aeroporto. E io dicevo: vai con una macchina di schifo, lui c'ha l'autista, detto, no, preferisce tu, e quindi sovente lo accompagnavo all'aeroporto nonostante la mia umile macchinetta. L'ultimo dei gentiluomini, perché poi anche con garbo ha portato avanti non solo il nome di famiglia, figlio del premio Nobel, chiaramente il papà, ma una bella persona. L'Italia si impoverisce di un altro artista che portava un po' di bellezza e poesia in giro per il mondo. Volevo ricordarlo. Hai fatto benissimo. Nel frattempo saluto il Dovete stare calmi, che è il suo nome che si è frizzato un attimo, ma adesso lo recuperiamo. E Francesco Perrone dice: comunque stiamo finendo questa stagione in crescendo, penso a livello di punti, il che sarebbe positivo per cominciare bene la prossima stagione, tra parentesi le analisi di Guido. Mamma mia Valerio, partita di rara bruttezza, e vederle dal campo vederlo nel campo è molto diverso. Conte è un uomo estremamente intelligente, credo ossessionato dalla vittoria, ma ancora di più terrorizzato dalla sconfitta. Non mi stupirei che continui a citare, non so, la partita di Verona, che il Napoli ha iniziato nel peggiore del modo, no? Secondo me con una ferita che gli rimarrà per anni. Ti dico questo, mia colleghi dicono: sembrate che state per retrocedere. No, non è quello, cioè Conte secondo me sa benissimo cosa rischia l'anno prossimo, che non è il 10° posto, perché lui anche un terzo posto sarebbe scocciante. Napoli è una squadra con pochissima qualità da tutti i punti di vista, e continuiamo a dirlo. D'altronde sta completando questo campionato con la peggiore media gol della storia del campionato a 20 squadre, ed è una delle peggiori della sua storia, dell'era De Laurentiis. Devi andare indietro a Mazzarri per avere un Napoli così stitico, scusate la parola, non propriamente, perché poi qua c'è gente che litiga. Parlo anche colleghi su Hamsik, che è da meno forte di McTominay, anzi è venuto a Napoli che compie gli anni a luglio 20 anni, McTominay fa 29. Infatti che paragone è, Mia, cioè sono imbarazzanti, a prescindere che è un ruolo totalmente diverso. Napoli ha vinto, per i risultati tristi va benissimo, saremo contenti. Oggi è una partita difficilissima. Napoli avrà 3 partite difficilissime. Io mi aspetto che il Verona si scansi. Mi sono sentito un attimo come papà, ho detto: come sta giocando l'Inter? Sta giocando peggio del Napoli, figurati. Però ho visto che all'87% è data vincitrice, quindi c'è la partita. Però Conte sa che bisogna aggiungere tanta qualità l'anno prossimo a questa squadra, che avrà intanto 8 partite in più di Champions, la quarta fascia. Non mi è sembrato neanche brillante fisicamente, perché il Lecce spesso ci superava, non ha avuto manco bisogno di vincere i contrasti, mi è sembrato un po' imballato. Sarà la tensione, sarà la stanchezza. Se Napoli ha vinto sul calcio di punizione, però mi dà l'impressione che se Lecce l'avesse pareggiata non aveva né la forza psicologica né fisica né il talento per recuperarle. Sento un ritorno. Sì, l'ho bloccato, è Francesco che entra e esce. Francesco, io ti voglio salutare, voglio capire. Ci aspettano. L'ho bloccato, è Francesco che entra e esce.
Vai Guido, vai. Tanto... No, è che Grazie. Buongiorno. Buonasera, mi sentite? Sì. Adesso non più. No. Spetta tutto a noi, saranno partite delicate, difficili, che peseranno da tutti i punti di vista. Ha visto un Conte non battagliero, è super battagliero, lui lo vuole vincere questo scudetto perché sarebbe veramente leggendario, però probabilmente non è abituato più a vincere scudetti così combattuti, perché quello con l'Inter l'ha vinto proprio il surplus, anche col Chelsea, no? Vediamo, la prossima partita è molto delicata, il Parma ha pensato bene di perdere, anche il Cagliari, quindi sono tutte in gioco, praticamente con 32 punti sei salvo, ma sei salvo da giornate, ragazzi, questa è una cosa gravissima, che lo so che, come dico sempre, interessa solo a me, a nessuno, a Gravina in testa, però è un tema importante, quello della totale non competitività del campionato di calcio a dispetto poi dei proclami che uno fa. Vabbè, 32 punti, tu sei già salvo miracoli, ma non ci possono essere miracoli perché sono tutti scontri diretti, quindi si incontrano tra di loro, Verona, Lecce, Verona, Como, Empoli, Verona, il Cagliari incontra il Como, il Venezia, quindi nessuno può fare 9 punti, no? Vi ricordo che col Parma non solo retrocesso ma fallito, fece una partita strana, l'unica espulsione di Benitez, me la ricordo bene, Parma-Napoli. Conte lo sa che bisogna stare sul pezzo, continuiamo a perdere pezzi perché siamo sempre di meno, non so se Lobotka si è stirato o meno. Tra l'altro le partite vanno viste tutte, perché poi ovviamente saremo risultatisti quanto è bene Lukaku, quanto è bello Lukaku, però Lukaku ti sbaglia l'ennesimo pallone, la perdi, loro vanno come il burro, tiro, deviato, calcio d'angolo, e Lobotka per chiudere quel tiro si stira. Se Lukaku, quella capito che dovesse fare un tacco, un passaggio, però... perché poi si cita solo il gol, l'assist, però in 90 minuti tu devi dire quanto in basket, in questo è più preciso, perché tu non vedi solo la percentuale da tiro, poi vedi effettivamente quanto il giocatore è risultato positivo all'interno di tutta la prestazione. Però scusami Guido, ma secondo te abbiamo fatto finalmente quel salto di qualità che in partite dove conta venire fuori e fare il risultato lo facciamo? Finalmente cogliamo le occasioni. Ci sento male, ma voglio dirtelo alla fine, perché sì. Voglio dirtelo alla fine, ma non per scaramanzia, non per nulla, perché ve l'ho detto, non diciamo niente, poi alla fine ti dirò, mi ricordo tutto quello che mi chiedete, perché se dovesse essere, questo sarebbe devastante per il sistema, questo scudetto, perché cancellerebbe tutta una serie di poi sono veri non meno come falsi miti di cose, e toglierebbe in futuro determinati alibi. Poi chiaramente tutti i colleghi continuerebbero con la narrazione che fa incacchiare la gente, insulta me Valerio, le 11 finali, questa la gara della maturità, il campionato è particolarmente importante. Cioè, se Conte quest'anno avesse vinto, cioè, con un Napoli che avesse addirittura rafforzato la squadra sia in estate e poi a gennaio, perché non abbiamo la controprova, però io voglio vedere un Napoli con un centravanti più veloce e Mantieri Kvara. Può darsi che eravamo già in vacanza sul materassino, per dire, non lo possiamo sapere. Io non faccio il Vate che comincia a sparare cose, non lo puoi sapere, non puoi sapere che cosa sarebbe stato in Napoli con Garnacho, ma non puoi criticare Garnacho un'altra squadra. Come facciamo a sapere? È un campionato che per noi, per l'ambiente azzurro, chiaramente nel caso positivo sarebbe molto più importante come modalità, voglio essere preciso, non chiaramente come emozione, peso storico, eccetera, di quelli passati. Ovviamente se si continua, e qui voglio comunque per educazione risponderti, se poi si continua questo percorso con Conte o meno, perché se poi torniamo a partite del Napoli prima non le vinceva, non abbiamo imparato niente come lezione. Ecco, invece questo deve essere proprio uno step che ti servono
in tutti i lavori, in tutte le aziende, determinate figure professionali sono fondamentali per il maggiore equilibrio e per far lavorare meglio la squadra. E quindi no, non torniamo indietro, se hai visto che... Cioè, Oriali, non perché lo vogliamo glorificare, ditemi se avete trovato negli anni di De Laurentiis un Nessuno spiffero, nessuno spiffero dallo spogliatoio. Avete visto un giocatore che esce in avete mai visto? Noi abbiamo visto negli anni Insigne e cose, cioè giocatori che l'anno scorso che guardano male. Allora, quando io mi spendo molto prima inizio campionato, ho detto no, io sono con te, persona seria, e io mi aspetto da questo uomo un certo tipo di equilibrio. Beh, l'abbiamo avuto, avete visto, avevo ragione, l'abbiamo avuto. Poi spifferi, niente. Ci saranno stati attriti perché siamo uomini, perché sono 9 mesi, sono 25 calciatori, qualcuno è andato via anche di più, qualcuno è arrivato, eccetera. Ma per carità, però è molto più sano. Poi queste cose tolgono energia all'interno e danno forza all'esterno, invece tu hai tolto forza all'esterno, quindi insomma vediamo perché per me sì. D'altronde tu avevi già chiesto Careca da anni, quindi aspetta che non già sento. stati su un altro pianeta. Il Vati ha detto che non è buono Edo, siamo... Moriti, alziamo le mani perché poi lì... Ma quindi voi siete del parere che Conte abbandona la nave? No, non gli conviene. Dove va? Al Milan? Questo è un discorso che io ho fatto tante volte, anche con altri amici. Cioè, l'esempio che ho fatto è questo. Ora facciamo finta che io sono l'avvocato di Conte, cioè uno che fa prettamente i suoi interessi. Non so tifoso Ronaldo, io sono solo uno che fa gli interessi di Conte. Allora, le grandi squadre sono tutte occupate con un allenatore. Xabi Alonso andrà al Real Madrid, il Manchester City si deve vedere, ma il Manchester City non ha bisogno di Conte, nel senso, il City punta a vincere la Champions, non punta a vincere i campionati, ormai, no? Che ha superato quello status. In Italia il Milan è una squadra di grande potenziale, ma il Milan ce l'ha quell'esborso economico e quella voglia di fare le spese che farà il Napoli, ha fatto il Napoli? Non lo so, si vede a Cardinale, perché molti dicono vabbè, ma neanche De Laurentiis spendeva prima di Conte. Falsissimo. De Laurentiis ha sempre speso male a volte, ma ha speso. Torna all'Inter? No, non credo proprio. Alla Juventus forse è l'unico club dove tornerebbe. Se glielo chiedono in ginocchio sui ceci baciandogli i piedi, forse Conte torna alla Juventus. Ma per il resto non è che lui non va perché ci piace, non gli conviene. Cioè, io fossi un conoscente di Conte, direi Antò, fatti un altro anno, vinci uno scudetto o un altro scudetto, dipende come va quest'anno, e poi va a ten. Cioè io questo gli direi, proprio facendo due calcoli, ma dove vai? Secondo me, io sono ciuccio, non so niente. No, è un discorso che non mi sposi, non trovo d'accordo, nel senso che ti spiego, non ha nulla di sbagliato a livello logico, però nessuno di noi si può mettere nei panni, no, delle altre persone. Ci sono altri del rinnovo Meret. Il Napoli ha bisogno potenzialmente 10 acquisti, non li può fare 8, diciamo 6, ma 6 proprio necessari come l'aria che respiriamo, e con la sua lentezza è chiaro che se lui rimane con determinate garanzie, significa che qualcosa ha avuto, potrebbe pure avere a livello potenziale, diciamo, la possibilità di fare come fece con la Juve 1, 2, 3, perché tu hai detto una cosa che io ho detto da tempo, ragazzi, noi in Champions League, però di nuovo rischiamo di perdere tutto il vantaggio competitivo da un punto di vista del tempo, perché bisogna incontrarsi a fine stagione, Manna e l'uomo è presto, Zambo ci saluta, è tutto presto, e perdiamo quello che è il nostro vantaggio. Sapete che noi lo sapevamo, era impensabile che Conte perdesse 8 partite alla fine delle ultime 10, quindi vabbè, adesso aspettavamo la matematica che ti volevo fare, perfetto. La matematica ormai lo dice da 2 giorni. Allora, fermi tutti perché non si capisce niente e la live non è più godibile. Devo bloccare Guido,
Devo salutare Vincenzo che c'è solo rumore di fondo, entra e esce. Devo salutare e ringraziare tutti quelli che sono provati a entrare, che non si riusciva a fare. Evidentemente ho chiesto troppo al sistema. Volevo anche salutare Maurizio che è entrato e che non ha avuto modo di dire una parola. Riesco a sbloccarti io o puoi risbloccare un attimo il tuo microfono? Ciao a tutti, ciao Guido, ciao Valerio, ciao amici bellini. Voglio dire, innanzitutto Guido, questo è un ringraziamento, stiamo andando verso la fine della stagione, questa è la seconda stagione che seguo qui e ti voglio ringraziare perché tu sei il nostro Oriali, l'Oriali dei miei amici bellini. I tuoi insegnamenti, i tuoi commenti aiutano tutti noi ad essere dei, diciamo, tifosi migliori, quindi ti voglio ringraziare veramente di cuore. E non ho niente da aggiungere, sono d'accordo con Daniele, il commento che ha detto Daniele all'inizio veramente è una cosa che mi ha tormentato questa stagione, perché un po' come quello sketch di Maradona che viene intervistato e fa ma non so, vedi tu, siamo un po' contro tutti ed è diventato un po' la stagione del magari non riusciamo a qualificarci in Champions, adesso abbiamo questa opportunità e secondo me fa molto bene al Napoli vincere per diverse ragioni, ma la ragione principale è praticamente solidificare un concetto di credibilità, perché se vivi all'estero ti rendi conto che il Napoli non ha tanta credibilità e mentre magari abbiamo i fondi per poterci comprare Garnacio, ma Garnacio poi quando va sui social, che è giovane, no? E si consulta con gli amici, come si consulta mio figlio con i suoi bambini a livello accademico, no? Nessuno dice ma il Napoli, che cos'è il Napoli, no? E poi intanto Kvaratskhelia quando va al PSG lo conoscono tutti, quando stava al Napoli non lo conosceva nessuno, quindi incominciare a costruire, diciamo, delle basi solide, no? E dire ok, questa non è una squadra che vince una volta ogni 30 anni, ma una squadra che può vincere 2 su 3 cambia proprio tutto. Cambia tutto. E secondo me non sono d'accordo sul fatto che Conte se ne vada. Complimenti, perché credo che veramente, come avete detto voi, Conte non ha nessun'altra alternativa, almeno che non all'estero, e credo che all'estero le porte aperte non ci saranno almeno per il prossimo anno. Poi magari il prossimo anno le dinamiche cambieranno, quindi secondo me per Conte ha più senso rimanere nel prossimo anno, consolidare, crescere e poi vedere come è impossibile predire il futuro, diciamo. Però sono felicissimo che il Napoli è dove è, non ho nessuna aspettativa che il Napoli vinca, però se il Napoli vince sono il ragazzo più veloce, più felice del me. E se raggiungiamo 6.000 like vi faccio conoscere il signor Piccione. A proposito, infatti no vabbè, mi sento male, tu c'hai proprio il signor Piccione lì. Oddio, da indagasse. No, qui c'è proprio la standing ovation, ragazzi. Non è questa la live dei 6.000 like perché sono andato live troppo presto, ma lo faremo e ti lascerò proprio lo spazio e vi fare proprio uno show. Perché anche oggi c'era piccioneria, c'era sicuramente piccioneria. Invece Massa come ti è sembrato? Io mi esento perché sono una persona molto educata, quindi vorrei trasmetterlo anche live. Sposto la domanda a Guido che era poi sul campo perché a me non è piaciuto affatto. Educati, dai, vediamo. Guido. No, Guido, perché io voglio essere una persona tranquilla con voi, capito? Invece Massa non mi ha fatto stare tranquillo oggi, quindi tu che sei molto più esperto di me con le parole, vai tu. Ti posso, allora, innanzitutto troppo buoni per i complimenti, ma bisogna, parlo per me, migliorare molto. Seconda cosa, voglio specificare meglio al nostro amico Daniele, perché sennò sembra poi, ma sia qualcuno prende, Guido asfalta, non asfalto nessuno, Spalletti. No, ma figura. Aveva una squadra anche più forte e più giovane. Esatto, Ci sono degli aspetti umani, amatissimi, quello che vuole, che hanno influito di più di tutti gli aspetti sportivi. E io non li posso, per onestà vi dico, potete chiedermi qualcosa a cui non posso rispondere perché non ho dei parametri seri per potervi rispondere. Cioè, se no faccio come tu, ma dove andare? Con garbo, come si chiama?
però non abbiamo tutte le variabili dell'equazione, quindi ci tenevo a specificarlo meglio. Per Allora distacco, ti voglio rispondere scudetto per distacco. con una battuta, cioè educazione chiama educazione con un pizzico di ironia. Abbiamo imparato qualche anno fa che stare troppo vicini non ti fa vedere bene le azioni, perché si vedono lontane dal campo alcune cose. Ci sono stati un paio di falli proprio sul polpaccio di McTominay, dove abbiamo preso di partenza. Lo vedi tu a 60 metri dal campo come fanno lì. Ci sono cose che io continuo a non capire nel calcio e mi fermo qui. Vorrei che qualcuno ci spiegasse ma perché C'è della così live in impariamo, questo perché siamo degli supporto. ignoranti, no? Oh no, questo è Prego, Enrico che appena atterrato a Miami per lavoro, prima di chiamare a mia moglie mi sono collegato. Vabbè, questa è un'esagerazione. Perché Enrico, amico Bellino onorario. il giocatore lo travolge Raspadori, non puoi dire in contrasto Raspadori, però io me ne ricordo situazioni così dove è stato dato il rigore, poi dici no, ma non è la stessa mediocre con delle situazioni. Ci hanno messo troppo tempo, ma Grevino ha detto che non siamo pronti per avere la dichiarazione ufficiale via microfoni di quello che è stato deciso dal Certo VAR, che no? Non siamo pronti, come certo. Occhietto Non sono pronti. Non siamo pronti. No, ma c'era tutta la figura in gioco, ma c'era la scarpa di Lukaku no, fuori gioco, lì quella è la regola. Si spera, perché non siamo complottisti, sempre che venga preso l'esatto momento in cui c'è il passaggio, eccetera. Però sono arbitri di egoismo. Questo sto vedendo che è un po' il filo conduttore del campionato in genere. E questo è brutto, perché insomma non è che ce n'è uno che tu dici, anzi sarebbe meglio che ce ne fosse uno scarsissimo ma tanti medio buoni, invece sono tanti medio così e non vedo nessun fuoriclasse, non vedo nessun gollina, nessuna agnolina andando nel passato, eccetera. Però ma poi ci danno, ma questo non è né complottismo né marotta lì, è una questione come generale. No, sono scarsi e basta. È finita a Milano. Dire, per un periodo era una nazione che aveva sempre si sapeva, Vale. Ma io non credo, lo so che l'ha detto un direttore di un giornale, che l'Inter le perde tutte. Secondo me le vince tutte l'Inter adesso. Sì, pure secondo me. Al massimo ne pareggia una. Cioè, io l'ho detto pure ai ragazzi, per me quella con la Lazio al massimo. Però sì. Non ti aspettare, perché l'ha detto, cioè, ma lui è un direttore e tu non lo sei. Ma infatti, cioè, io sono Guido, che ne pensi tu? Veramente, perché ovviamente l'Inter col minimo sforzo la vinci, se Napoli subito pareggia, se giocate il bonus, la prossima di nuovo gli mette pressione, e poi quella decisiva e manca a farlo apposta quell'incrocio, ti giochi veramente tutto, non devi sbagliare col Genoa, col Parma. La Lazio bisogna vedere quanto è ancora in gioco, quanta energia è in gioco, e poi l'ultima, però diciamo aspettarvi che l'Inter perda tutte le partite come adesso non vince nessuno, fantascienza. Guido, scusami, si è presa un turno, è nella stessa situazione l'Inter, perché può perdere lo scudetto e poi Ancelotti si salva un altro anno mettendo in crisi poi Florentino Perez, perché gli hanno cantato il De Profundis. No, sta vincendo il Barcellona, quindi allora se oggi vince non c'è. Guido, scusami, una domanda brevissima. Che ne pensi del pensiero nazional popolare dei tifosi dell'Inter, che nonostante se per caso si verificasse il fatto che non vincessero nessun trofeo quest'anno, comunque ci sarebbe la soddisfazione di essere arrivati fino in fondo per competere in competizioni tutte e tre importanti, insomma. Cioè, se tu fossi non ho sentito tutta perché è andato via l'audio, quindi scusa se puoi ripetere. Sì, se tu fossi un tifoso dell'Inter saresti soddisfatto nonostante non vincessi nessun trofeo quest'anno? È una domanda difficile, nel senso, perché io non lo sono, e non essendo tifoso dell'Inter, direi se fossi tifoso del Napoli sarei molto soddisfatto. Bravo. Esatto. Forse arrivando sempre fino in fondo
come è successo negli ultimi anni, che qualcosa hanno portato a casa, significa che sei su un'ottima buona strada, non sulla buona strada. Però a volte ci sono delle, non è una frase sessista, lo dico, quando a volte delle amiche, perché tu che sei un uomo, allora perché voi fate questo? Lo devi chiedere agli uomini che fanno quello, no? Non funziona così, no? E quindi non è così facile rispondere. Da sportivo ti dico che secondo me perdono scudetto per un punto è un'ottima stagione, perché comunque a fare così tante partite, arrivare sotto significa che hai tanta qualità. Poi chiaro, la mare in bocca ti rimane, perché l'Inter ha molti meno punti dell'anno scorso e questo sta rendendo la magia del Napoli, troppi meno punti dell'anno scorso. Detto questo, c'è l'altro elemento che può salvare, rendere nulla o rendere sempre detto, perché è un parametro che conosciamo. Sto campionato nel mondo per club, a parte i vantaggi di immagine economici, che vantaggi o eventuali svantaggi sportivi può dare, no? Perché potrebbe essere un campionato dove poi determinati nomi tu toppano e dice vince sono tutti squadroni, no? Un outsider, o dove una squadra poi subisce, sapete quanto io sono contro gli infortuni, perché vorrei vedere sempre i migliori in campo, degli infortuni che dicevamo, mi sono giocato tutta, lo sapevamo che avrebbe vinto. Vediamo, perché poi è la settimana dove teoricamente se passa c'è la speranza, se non passa è lo spettro, il tarlo negativo di una stagione dove sei andata lì non hai vinto nulla, può essere logorante. Però io la guardo sportivamente, sono state due belle partite, soprattutto quella tra Arsenal e Paris Saint-Germain, anche perché è stata un po' più tattica. Secondo me PSG un gradino superiore al Barcellona quest'anno, a livello di solidità, secondo me, il mio modesto parere. Perché ha un portiere anche... Solo che ha un problema il PSG, sì, che è un problema per loro serio. È evidente che lo zio Guido aveva ragione su Luis Enrique, che sta facendo un lavoro pazzesco, perché invece di andare a prendere le figurine deve creare una squadra, un'identità che non è costruita di casa a Parigi, vi posso assicurare, con PSG non la costruisce in una stagione sola, manco in due. Quindi adesso è vinco, però insomma il problema è che arrivi a fare il campionato come sta arrivando, una cosa che disse anche Buffon negli anni insomma d'oro, dove sei meno allenato. Oggi ho perso un'altra volta, ci può stare perché ti giochi veramente l'ennesimo finale, no? Loro sono arrivati durante il Covid in finale, hanno perso 1-0, però questo 1-0 contro il Bayern Monaco, gol di Coman. Questo è gollaccio di testa bruttissimo. Sì, te lo dico. E questo non lo risolvi solo quest'anno, no? Anche gli anni prossimi puoi avere questo fardello, che è un'arma a doppio taglio. Però la partita è stata più bella, cioè da dire l'Arsenal aveva tanti indisponibili, e Barcellona-Inter è chiaro, piace per chi vuol vedere tanti gol. Chiaramente ma a livello difensivo ha molte lacune il Barcellona, questo ha dimostrato. Sì. Perché come distiamo, ragazzi, che uno che sa giocare a pallone, stupidante l'età, stupidaggine, lo metto un metro più dietro, un metro più avanti. Quelli che sanno giocare a pallone trovano sempre non solo la posizione, e lo capisci da subito. D'altronde Pelé è stato un campione giovanissimo, ma Maradona per questioni politiche non fu portato ai mondiali e aveva vinto con Juniores i mondiali, ma lui era già da giocare, perché ottimizza me certe situazioni di gioco eccetera, però chi sa giocare a pallone, questo almeno non è cambiato. Anche Guido del PSG, ma tu Vitigna a centrocampo, ma tu l'hai visto che giocatore è quello? Mi sembrava scarso. Quelli sono proprio quei giocatori che a me piacciono anche esteticamente, ma sono quei giocatori che uniscono estetica e sostanza.
Cioè tu lo vedi che quello è il pallone incollato al piede, però ti va anche a ringhiare sull'uomo. Vedi che al livello più alto non ci sono compromessi, che in Serie A spendiamo 40 milioni per un giocatore che è tecnico, ma è un giocatore che corre ma fa tutte cose. Cioè non ci stanno santi. Qual è stato l'elemento di debolezza del Real Madrid? Il problema è che tu non puoi andare allo scontro con Florentino Perez, che da un lato è troppo ingerente, da un lato però ti metti anche a disposizione una corazzata, che non è sostituito Toni Kroos. Ma trovamelo un centrocampista che è una diga, anche qualità, anche sa quando deve far rallentare. E lo stesso, vedi, questi giocatori, per citare là, servono nelle squadre. Le squadre non si fanno con 11 Mbappé, ma con i giocatori giusti al posto giusto. Poi ci vogliono i 2-3 fuori classe. Faccio una citazione storica che secondo me ti piacerà. Allora, il primo Real Madrid dei Galacticos, penso che te lo ricordi, inizio anni 2000, ci fu una famosissima intervista a Zidane quando venne acquistato Beckham e venne ceduto il giocatore che Zidane riteneva il giocatore più importante della squadra, che era Makelele. Quando venne venduto Makelele, che era il cross dell'epoca, Zidane fece questa intervista con la faccia tutta scura in volto e disse: ma scusa, no, ma se tu hai una Ferrari, perché gli togli il motore e gli passi un'altra verniciata dorata? La vernice dorata era Beckham. Tu passi tutta la vernice che vuoi. Se gli togli il motore, che è Makelele, la macchina non parte. E Makelele è il Toni Kroos ante litteram, oppure Casemiro, se vogliamo, proprio come giocatore, come carattere. È un Casemiro, diciamo, ante litteram. E io e mio padre, quando abbiamo parlato della cosa di Mbappé, mio padre ha detto: adesso voglio vedere se fa lo stesso errore che ha fatto con Makelele. Senza Makelele non hanno vinto niente. Ha messo uno della primavera a centrocampo e non è riuscito più a... Pure c'era McManaman, sto parlando proprio dei fossili. Wow. E oggi, ragazzi, tornando a Napoli, se no poi Valerio ci bacchetta e fa bene, ci siamo presi una domenica di riposo. Sto godendo. Valerio, non ho capito niente. Anche sa. Ah sì, l'ho detto, stava con le pantofole, assolutamente. No, volevo... ma anche McDonald ha girato un po' a vuoto, ci siamo presi, diciamo, però adesso serve un po' più di velocità, di sostanza, perché oggi ti è andata bene, però non puoi giocare così sotto ritmo tutta la partita. Tecnologia, no, volevo tranquillizzare quelli che stanno dicendo in chat perché la colletta per Guido, no, Guido c'ha la migliore, io ne abbiamo parlato, così c'ha la migliore connessione del fibra ottica, quindi così ce la dobbiamo prendere probabilmente col comune, non possiamo fare altro, perché addirittura metto il cavo proprio sta Ethernet pure. Ma come vedete è una cosa ciclica, perché io riesco quasi a controllare e si sblocca, perché è così che si sblocca. Come vedete è ciclico, dopo un tot di secondi va in rallentamento e poi lo possiamo sbloccare con la campanella, che è tecnologia, senza dubbio, redondo, Guti. Ragazzi, allora, visto che qua qualcuno ha visto la farsa di Inter Verona, veramente da ufficio inchiesta il Verona perdeva tempo contro una squadra di scarponi. Allora, ovviamente io non l'ho vista, me la stavano raccontando mentre eravamo in live. Non ci aspettavamo niente di diverso. Con grande onestà si potrebbe dire la stessa cosa, per esempio, di Napoli-Torino, che è stato un Torino abbastanza morbido. Sì. Quindi io ci vado un attimo piano. Oltretutto mi prendo gli XG dell'Inter. Andrò a vedermela sicuramente. Però gli XG dell'Inter solamente sono 1,30. Ora togliamo 70 che sono il rigore. 70 del rigore, sì. Quindi più o meno avranno fatto un 60 di XG così. E il Verona tipo 0,30, una cosa del genere. Noi abbiamo fatto 0,14, il Lecce 0,13, eccetera. Quindi dobbiamo farlo salire un po' tutti il livello. E al di là di quelle che sono le avversarie dell'Inter, ad oggi tocca solamente a noi. Era sfizioso, era rilassante, ecco, parlare magari di un altro inciampo così. Però era difficile che ne facessero 4 consecutivi. Due cose, Valerio. La prima, può permettere di vincere con 10 riserve.
Sì, cioè, veramente C'è c'ha da due squadre. dirlo, banalmente c'è da dirlo. Ha cambiato anche il portiere, che non mi sembra un portiere banale, è un portiere giovane, di prospettiva. Comunque questo ragazzo l'ho visto abbastanza anche lui solido. Cioè, io vedo in questa stagione, se mi permettete, questo, che quello che è il sunto che voglio trarre, è che noi eravamo dei malati terminali e Conte con il suo staff almeno ha risolto un problema, addirittura non è che l'ha risolto, l'ha reso superlativo il lavoro che ha svolto per quest'anno, per portarci di nuovo a rivedere le vette in alto della Serie A, considerando però che il campionato di Serie A è diventato un campionato ormai molto mediocre. Siamo scesi di livello, di qualità. Questa è alla fine la conclusione. Quella gioia che abbiamo di questo scudetto non è la stessa gioia di quello di 2 anni fa, perché lo scudetto di 2 anni fa è stato lo scudetto del gioco, perché noi avevamo il gioco più bello d'Europa. Quello che ci è mancato è l'energia all'ultimo momento di resistere un po' in più anche in Champions, perché passato il Milan noi eravamo niente di meno che in una semifinale di Champions. Quindi certe volte vogliamo parlare dell'entusiasmo. Però anche lì Dani, Leao, Lozano, Anghissà, le solite storie. L'arbitro tra i migliori del mondo che mi sbagliano, cioè non mi danno un rigore. Vabbè, non vogliamo tornare su certe cose, però Anche lì ci arrivi per gradi e non ci arrivi insultando la UEFA. Bravo. Oppure mandano sempre continui messaggi che sono coppe dove spendi più soldi che più interessi. Ci arrivi che dici no, io voglio arrivare ogni anno ai quarti, ogni anno ai quarti. Nel suo campionato dei 91 punti noi eravamo dietro 4 punti la Juve, il gol con i pallini, ci siamo emozionati, sempre dietro, siamo arrivati a -1, Orsato sempre dietro, cioè comunque se loro le vincono tutte arriviamo avanti. Noi stiamo avanti adesso e cambia tutto il mondo. Seconda cosa, vi ricordate quando io vi dicevo bisogna migliorare qualcosa? Mi aspetto che scenda un po' questa percentuale, altrimenti stravincono il campionato. L'Atalanta aveva il 48%, il 18, 38, il 13 e il 64 dal 18. Il Napoli con tutto l'esame che ha una buona percentuale a pochi tiri ancora non l'ha raggiunta, il 12,03, ma al 40 di quella relativa. Quindi questo vi serva di insegnamento, non a voi che siete garbati e riflettete. Ragazzi, che nelle medie, nella matematica, cioè, non è che tu in 2 partite recuperi, in 3 e 4, è lunghissima, cioè aumentare di tot una percentuale veramente poi gli è mancata quella forza per andare non a aggredire il campionato, anche il secondo posto, no? È chiaro che quella percentuale era mostruosa, se l'avesse mantenuta probabilmente ci faceva ciao con la manina. Il Napoli ha la migliore difesa per ora in percentuale per ora dell'epoca De Laurentiis, addirittura superiore alla migliore che era stata quella di Spalletti, perché da 0,70 Guido, visto che continua a bloccarsi, io ti fermo un attimo perché poi sono numeri che adesso ricomincia e adesso si è fermato. Nota tecnica, questa ce la pigliamo, poi magari approfondiamo. Qualcuno parlava di buffer, qualcuno parlava addirittura, controlla che qualcuno non si sta scroccando la tua connessione, perché può essere, e qualcuno può essere che si stanno attaccando, e qualcuno dice magari anche il cavo potrebbe con la porta LAN a darti meno. Lo sai che mi era capitato anche a me, all'amico ISF, che la wifi era più veloce del cavo. È vero questa cosa qua, quindi investigheremo su queste cose. Grazie. Ragazzi, io vi abbraccio, perché poi ogni tanto devo fare questa cosa col campanellino e chiamo il cameriere così. Volevo salutare Daniele per essere intervenuto. Un abbraccio, Dani. Grazie a te, Valerio, grazie. A prestissimo. E poi in ordine era entrato Maurizio. Maurizio, speriamo presto di poter fare uno show con quella. A presto. Trucco. Bravissimo, alla grande. Idem Nick, un abbraccio. Oggi tu dovevi mettere in difficoltà il primo in classifica nel mantra. Andiamo a controllare che cosa sta succedendo. Io Lukaku ha fatto una partita da 0,5, quindi non so se... Vabbè, poi andiamo a controllare. Un piacere. Un abbraccione.
Guido, sempre un onore stare in live con te. Poi prenditeli i complimenti, no, veramente, almeno da questa community. Io lo so che tu sei una persona umile, prenditeli per favore, perché da noi sono veramente trasparenti. Poi i soloni lasciamoli tra di loro a discutere. Vale, sono. Non è che mi imbarazzo, vedi, balbetto pure, non è che non me li prendo perché non sono sinceri, che non sono carattere. Vi ringrazio. No, sto scherzando. Valerio, lancio una nuova rubrica. Vale, rapida. Yes, vai. Chiaramente col sorriso e la simpatia, perché sai che io non sono superstizioso e scaramantico. Beh, i biglietti li ha trovati, la partita l'abbiamo vista. Quindi la prossima volta se qualcuno dice iettatore eccetera, 5 minuti di vergogna in uno sgabuzzino. Vi amo, vi voglio bene. Non vuoi fare la domanda alla community? Adesso... Domanda alla community e chiudiamo. Ah sì, però una bellissima domanda. Vai. E questa secondo me l'apprezzerai. E voglio una bella risposta. Lo stadio più bello da un punto di vista architettonico, emozionale o quello che volete, siete voi liberi al 100%, sapete io non sono come quei fondamentalisti, che voi avete visitato, non necessariamente in Italia. E anche le ragioni perché lo considerate il più bello. Guido Gentile, grazie mille per essere qui con noi. Amici bellini, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un po' di problemi tecnici, ma siamo riusciti anche a salutare Guido. Ringrazio tutti, purtroppo là a San Siro, luci a San Siro, ma sta tutto a noi, quindi ci turiamo un po' il naso se la partita non è eccezionale. Ma prima di lasciarvi avevo una cosa che volevo linkarvi, in modo tale che se avete ancora voglia di sensazioni di community, vi lancio un link, che poi è un link di YouTube, in chat, perché il Fabio Versatile ha fatto una cosa, dovreste passare sul suo canale, trovate il link poi nella chat, così passate, ve l'ascoltate, lasciate un like preventivo a prescindere perché è roba di community così, e poi ne parliamo, presto detto, e ne parleremo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, forza Napoli sempre, dai, mancano 3 passi, non sono 3 finali, sono 3 passi, facciamo i passi. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere, allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze, dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Forza Barcellona, sì, o anche forza PSG, perché poi pure sfizioso sarebbe, si recupera la live, ok, ma figurati Angela, ma figurati, non stavo scherzando, va benissimo.